pronti, si parte anche questa mattina, lunedì 23 giugno, un bellissimo caldo, è arrivata proprio l'estate, solo che qua è un'estate afosa, comunque resisteremo perché anche il caldo è bello, forse un caldo più ottimale per noi sarebbe meglio, ma non importa, si va avanti e si accetta, tutte le stagioni sono belle. Ne parleremo con Giancarlo Gazzolla. Si presenti Gazzolla, chi è Gazzolla? Molti di voi lo conoscono e poi vi spiegherò perché è qui questa mattina. Prego. Buongiorno, grazie dell'invito. Bene, incominciamo l'estate, quindi siamo ottimisti, il caldo ci vuole, basta che non esageri. Io sono Giancarlo Gazzolla, ex vicepresidente di un'associazione Mountain Wilderness Italia, un'associazione internazionale di alpinisti che hanno a cuore l'ambiente, quindi il nostro compito è quello di tutelare le nostre montagne. Più chiaro di così avete capito perché? Perché abbiamo sentito proprio in questo periodo di tutto e di più, alpinisti esperti che non ci sono più perché la montagna, anche se la conosci, c'è sempre un punto di domanda. Queste frane ci spiegherà, ecco, come mai Giancarlo Gazzolla cercherà anche di chiarire un pochino perché qualcuno dice ma cosa sta succedendo. E saluto anche Francesco Zanardi, Associazione Sopravvissuti Abusi Sessuali del Clero. Grazie anche a Francesco Zanardi di essere qui. Allora, inizierei proprio da Giancarlo Gazzolla. Allora, cosa sta succedendo? Cambiamento climatico, ma non è anche che l'uomo ci mette un po' lo zampino, nel senso si costruisce dove non si dovrebbe costruire, si dà a tutti la possibilità di fare quello che si vuole, basta avere l'amico giusto nel momento giusto, al posto giusto e vai che vai bene. È così? Non è così? Cosa vede Gazzolla? È proprio così. Diciamo che ultimamente anche il cambiamento climatico in atto sta aiutando a queste problematiche. Abbiamo visto qui in Cadore, nella zona di Cortina e San Vito di Cadore, queste frane, queste colate di fango che sono scese e che hanno anche invaso il territorio di una frazione di Borca e quindi alcune abitazioni sono state evacuate, abitazioni che secondo il mio punto di vista lì non ci dovevano essere, ma purtroppo costruiamo sempre dove la montagna è pericolosa. E queste frane e queste colate di fango che sono scese è dovuto soprattutto, appunto come dicevo prima, al cambiamento climatico, alle grandi piogge che stanno arrivando adesso, le famose bombe d'acqua. E poi la montagna cosa c'ha? È che alzandosi la temperatura sta mancando del permafrost dentro, no? Quindi la montagna non ha più il collante che tiene le rocce, le Dolomiti è una struttura di roccia molto delicata e quindi si staccano con la pioggia che filtra all'interno, quindi si staccano pezzi di roccia e poi tutto l'accumulo di acqua e fango e scendono giù a valle. Comunque nella zona del Sorapis e anche della zona dell'Antelau sono parecchi anni lì che scende questo fango, questa cosa, ci sono i canaloni già aperti e sistemati, solo che adesso le portate d'acqua sono maggiori, quindi comunque il cambiamento climatico è dovuto anche colpa dell'uomo, non è solo colpa del clima e quant'altro, noi stiamo aumentando in maniera molto eccezionale questo cambiamento ed è molto pericoloso. Allora si dà anche la possibilità ai cacciatori di salire sempre più in alto con queste macchine e con questi fuoristrada. Quanto è importante invece far capire che c'è una fragilità che va rispettata ed è la nostra montagna, il nostro territorio, noi siamo fragili, qualcuno lo deve capire perché i segnali ci sono e detti dagli esperti, non da quello ultimo che passa per la strada o dal politico di turno, qualcuno addirittura ha detto che non c'è questo cambiamento climatico, sì. Capite che c'è qualcosa che non va? Prego. No. Anche il discorso dei cacciatori, noi abbiamo tentato come associazioni internazionali di bloccare questa modifica della legge 189 che è stata approvata in regione poco tempo fa, dove hanno dato l'autorizzazione ai cacciatori di entrare sui sentieri di montagna con i fuoristrada. Cioè è una cosa vergognosa questa qui, perché i cacciatori devono entrare con i fuoristrada su sentieri di montagna dove l'accesso era consentito soltanto per il lavoro, per sicurezza e quant'altro, niente di più. E i cacciatori entrano solo per divertimento, per andare a cacciare e per uccidere. Ma chi è che ha deciso di fare l'autorizzazione? Da dove arriva? È arrivata dalla Regione Veneto. La Regione Veneto con 35 voti a favore contro 8 contrari hanno bocciato le nostre proposte e quindi questa legge ormai è
passata. L'unica speranza è che i sindaci hanno la possibilità di bloccare questi emendamenti, però bisogna vedere se i sindaci sono cacciatori oppure se non lo sono, se hanno a cuore l'ambiente o no, perché questi fuoristrada che entreranno in questi sentieri faranno dei danni anche al suolo e quindi poi l'acqua con questi ruotoni che entreranno faranno dei grandi danni al sottosuolo, quindi l'acqua infiltrerà, avremo ancora delle frane, andremo avanti così, quindi non ne andiamo fuori. E la politica attuale non ascolta, pensa solo agli interessi, probabilmente i cacciatori sono una bella fonte di voti elettorali. Come mai, Gazzola? Però l'opinione pubblica, non tutta, ma una buona parte è contro gli ambientalisti, è contro questa realtà che abbiamo, che è quella che cerca di salvaguardare l'ambiente, invece di vedere male il politico che autorizza queste cose, vede male l'ambientalista che si batte per un mondo più pulito, più sano e anche più rispettoso. Noi lo stiamo vedendo anche sulla nostra pelle ultimamente con le Olimpiadi di Cortina. Noi abbiamo fatto delle enormi proteste per cercare di non impedire le Olimpiadi, ma impedire i danni che queste portavano e che non hanno rispettato i vari progetti che loro avevano firmato nel 2019. Stiamo vedendo, al di là della pista di bob, che è stato un disastro e sarà un disastro nel futuro quando saranno finite le Olimpiadi, staremo a vedere, ma adesso c'è quel progetto che era stato bloccato di quella funivia di Socrapes a Pollonio che va su verso Letofane, che nessuna impresa vuole fare. Nessuno, adesso la gara è andata deserta, ma secondo noi si sa già chi prenderà, probabilmente, lo dico sottovoce, ma secondo me sì, perché questo impianto per loro, per i progettisti, è essenziale per il futuro di Cortina. Il problema, dicono che loro con questo impianto toglieranno le auto dal circuito di Cortina, ma non pensano che questo impianto verrà progettato e costruito, ma nel progetto non c'è il parcheggio delle auto. Le auto dove le metteremo? Il progetto del parcheggio sarà dopo le Olimpiadi, quindi noi faremo un impianto che non sapremo dove metteranno le auto, e se poi non ci sarà il parcheggio questo impianto non servirà a nulla dopo le Olimpiadi, perché servirà solo per portare i turisti a vedere le gare delle donne che faranno le discese sulle tofane. Quindi la cosa pericolosa è che questo progetto era stato bloccato perché è su una frana attiva. Noi andiamo a costruire dei piloni per fare questa cabinovia su una frana pericolosa attiva. Ma chi è che dovrebbe controllare e dire non si può fare questo perché appunto perché qui non si riesce a capire perché niente? Qui abbiamo un commissario straordinario che è stato messo dal governo, che questo commissario passa tutte le leggi, tutte le difficoltà. I geologi hanno detto che è una zona franosa, altri invece dicono no, si possono fare perché ci sono dei progetti che questi piloni verranno costruiti sotto al terreno con degli scivoli che si adatteranno alla frana. Secondo me è una pazzia. E poi, tra l'altro, è un impianto che, a nostro avviso, non servirà molto. Allora, andiamo a vedere anche le foto che ha mandato Gazzola, proprio per capire, vediamo le foto di questa nuova cortina, diciamo così, perché la perla delle Dolomiti sta cambiando molto. Se cosa vediamo? Vediamo questa immagine, c'è questa abitazione proprio sulla zona della frana dove vorrebbero costruire l'impianto nuovo. Questi sono i prelievi, stanno facendo i carotaggi, e quella casa è stata abbandonata, ha dovuto scappare le persone perché sta scivolando con la frana, e noi andiamo a costruire l'impianto di una funivia su questa zona che verrà distrutto completamente un altro bosco, un'altra zona verde. L'impianto, una stazione intermedia, dovrà passare sopra quella strada, quindi ci saranno degli scavi sotterranei, e io non so questa gente come andranno a finire con questo collegamento. È una cosa vergognosa. La gente sta protestando, la gente di Cortina protesta contro questo impianto, ma nessuno viene ascoltato. Adesso hanno fatto un ricorso al TAR, ma figuriamoci se potranno vincere. Io penso proprio di no, perché il commissario straordinario ha detto che questo impianto verrà fatto, eppure il sindaco di Cortina sta spingendo perché questo collegamento venga fatto. È una cosa assurda. Tra l'altro passerà vicino a un'abitazione, che questa abitazione verrà demolita per fare spazio a questo collegamento che passerà. Che poi, se questo, mettiamo caso che fortunatamente per noi questo impianto dovesse essere bloccato, questa casa sarà demolita comunque.
Quindi io non so come stanno lavorando con queste Olimpiadi, è una cosa pazzesca. Il villaggio olimpico, un'altra cosa che stanno costruendo per ospitare gli atleti, ma abbiamo saputo adesso che dopo le 377 casette che metteranno in questo posto che è la zona di Fiammes nel vecchio aeroporto di Cortina, abbiamo saputo che le atlete italiane non vogliono andare a riposare, a dormire in questi container, ma vogliono andare in alberghi di quelli pregiati a Cortina. E un'altra nazionale, ho sentito, mi pare Danimarca, che non vuole andare nel villaggio olimpico, ma vuole andare in un albergo perché vogliono essere più comodi, più tutto. Quindi noi avremo un villaggio olimpico dimezzato dalle persone, quindi denaro pubblico buttato anche lì, in maniera molto assurda. Allora saluto anche il senatore Andrea Crisanti, grazie senatore di essere qui, anche lei, non so se lei ha seguito quello che ha detto in parte Giancarlo Gazzola, che sta cercando di far capire invece l'importanza dell'ambiente e il rispetto che bisognerebbe avere per questo ambiente, soprattutto un ambiente molto fragile, ma qui siamo sempre là, il cerchio magico può fare di tutto e di più, infischiandosi anche di tutti gli avvisi che arrivano da persone esperte e qualificate che dice che abbiamo un territorio fragilissimo. Senatore, cosa dice lei? Prego. Guardi, senta, io penso che il Veneto è stato devastato da una serie di interventi edilizi, privati e pubblici senza nessun rispetto per l'ambiente e senza nessuna strategia per il futuro. In Veneto ci sono 10.000 ruderi industriali di cui nessuno si prende più cura, una serie di denti cariati che di fatti avvelenano il territorio e la vita delle persone che ci devono vivere accanto. Per quanto riguarda Cortina, guardi, per quello che ho potuto sentire quando mi sono collegato, condivido pienamente con quello che è stato detto, a partire dalla pista da bob e continuando con gli alloggi per gli atleti. Io penso che anche qui è stato fatto un'operazione esclusivamente di propaganda senza nessun rispetto per l'ambiente e tutto quello che era stato detto dalle persone coinvolte, che poi le persone coinvolte sono quelle che ci abitano, sono quelle che subiscono espropri e così via, non c'è stato nessun rispetto, senza poi tenere conto di una cosa, che in Veneto e a Cortina verranno fatte pochissime gare, la maggior parte viene fatta in Lombardia, anche quindi il cosiddetto Olimpiadi a Cortina è un bluff. Molto chiaro, senatore. Saluto allora anche il nostro Francesco Zanardi, rispetto abbiamo sentito per l'ambiente ma anche rispetto per le persone, specialmente quando sei piccolo, non puoi difenderti, sei con le spalle al muro, tu ne sai qualcosa perché sei un sopravvissuto agli abusi sessuali. Ecco, cos'è successo e cosa state facendo e che numeri puoi dare? Prego Francesco. Buongiorno, ma diciamo che la situazione è un po' come quella di cui avete parlato un attimo fa, nel senso da parte delle istituzioni passaggi che mancano o passaggi mal fatti, ecco, ma avevamo già un database, avevamo già espresso i nostri numeri, ma su una panoramica nazionale. Adesso ho aperto il database proprio visto che siamo in Veneto, sul Veneto, e vi leggo un attimo alcuni dati che parliamo naturalmente di abusi sessuali, in questo caso da parte del clero, ma poi spiegherò meglio, il problema in Italia non è proprio il clero in se stesso, ma sono le regole, le leggi, i vuoti legislativi che purtroppo portano poi a certe situazioni. Tornando in Veneto, dicevo appunto, da quanto abbiamo censito, e vi do qualche dato, rileviamo nel caso di offender all'interno del clero 89 sacerdoti molestatori sessuali, di cui 5 a Belluno, 16 a Padova, 7 a Rovigo, 11 a Treviso, 9 a Venezia, 32 a Verona e 9 a Vicenza. Bene, questi 89 sacerdoti hanno prodotto un totale di 572 vittime, ecco, quindi questo vi fa già capire l'ampiezza, diciamo, della portata del problema. Ma il dato più interessante che poi emerge
su 89 casi abbiamo un sommerso della Chiesa, cioè casi mai denunciati all'autorità giudiziaria da parte della Chiesa, di ben 46 casi, praticamente più della metà. E qui appunto è qui che le regole dovrebbero poi da parte dello Stato essere ampliate, essere integrate, cosa che appunto in Italia non c'è, perché in Italia per esempio abbiamo applicato nel 2014 una legge europea derivata dall'accordo di Lanzarote, nella quale si introduce anche il certificato antipedofilia, quindi parliamo di una legge che è in tutta Europa, ma l'Italia stranamente ha ratificato questa legge sollevando dall'obbligo di questo certificato antipedofilia tutto l'ambiente del volontariato, quindi non solo il clero diciamolo appartiene al volontariato in questo caso, ma non è sollevato solo il clero, sono sollevate anche tutte le varie, che ne so, palestre, associazioni sportive di volontariato e via dicendo. E diciamo che questo buco, questo vuoto legislativo intanto permette che una persona condannata per abusi sessuali poi venga reintegrata tranquillamente al contatto con i minori e non gli si può chiedere neanche a scopo cautelativo il certificato antipedofilia, per esempio, lo chiedessero a me, ti querelo, è una discriminazione perché la legge non lo prevede, ecco, è questo il senso. E al tempo stesso, se ci pensate, questo vuoto legislativo che chiude le porte ai molestatori in praticamente tutte le varie categorie tranne il volontariato, appunto li convoglia ovviamente poi in quell'ambiente lì, perché una persona che cerca minori finisce poi, se si trova tutte le porte molto chiuse. Molto chiaro, Francesco. Aspetta perché c'è una telefonata, Francesco, se non mi cade la linea. Abbiamo il nostro Vladimiro da Rovigo, poi continuiamo. Vai Vladimiro. Scusa Francesco, ma adesso parlo un po' me. No, vado velocemente sul tema, tanto buongiorno a tutti quanti, sul tema buongiorno Vladimiro. Dei SUV che serve in montagna, no? Che sia cacciatori o meno non cambia poco. Intanto 3 cose velocissime. Intanto penso che il discorso quale è sbagliato a prescindere dall'eventuale cambiamento climatico, riscaldamento, via parlando, anche se questo non esistesse, è proprio un assurdo da 2 punti di vista, uno morale. Ma com'è che è possibile che una persona che va in montagna per arrivare in cima, che va in macchina, te devi scendere a piedi e godete e guadagnate la cima, non comodo in macchina. Secondo, è chiaro che delle strade fatte per un traffico ridotto e sarà rovinato completamente da un traffico che sarà chissà quanto enorme, perché chissà quante persone se da cacciatori per arrivare vicini ai rifugi e andare lì per un po' di fresco. Proprio lei è sbagliato come criterio. Per fortuna che c'è i sindaci che poi porgano il rimedio. Speriamo bene. Secondo, come dire, non riesco a vedere che un ritorno economico diretto per alcuni col fatto che il sud va in montagna. Per me è soprattutto un discorso elettorale, cioè vendere qualcosa per avere in cambio più voti possibili. E mi, come dire, sono abbastanza triste nei confronti di certi consiglieri regionali dei Dolomiti, del Cadore, vederli votare, cioè che dovrei amare la sua montagna, dovrei capire il discorso, per esempio, che te vai in cima a montagna a piedi, non con la macchina o in motorino, è una roba assurda sta qua, no? Votare a favore di una roba del genere, che è chiarissima, è uno scambio per avere voti elettorali. Terzo e ultimo, chiudo, visto sempre sta autonomista all'80% perché non si mai dà il modo di fare la politica che ha a Roma. Roma, lei è un mercato delle vacche, lei vende tutto per avere in cambio voti. Ecco, questa legge regionale qua, per me, purtroppo, mi dispiace tantissimo, lei è una roba che odora troppo di Roma. Cioè, mi aspetto che un governo locale abbia innanzitutto, se non sempre, cura e amore del suo territorio. Vedere che fa una roba del genere in stile puramente romano, a me mi dispiace veramente e chiudo dicendo spero che alcuni consiglieri possano avere un moto di orgoglio
e reagire, speriamo, almeno in futuro. Ciao Mirella e buongiorno a tutti in studio. Grazie a te caro Vladimiro, prego Gazzola. Ottimo intervento e condivido quello che il signore ha appena detto, perché è una cosa vergognosa. Non possiamo dare l'accesso ai cacciatori di salire in montagna solo per divertimento. Perché giustamente Vladimiro dice non c'entra il cacciatore, cioè non si deve salire chiunque. Il problema è che adesso loro in regione hanno detto no, ma noi faremo dei controlli, avremo delle applicazioni, delle app con i cellulari, ma non sanno che in montagna gran parte i cellulari non prendono. Comunque questo mi ha fatto un po' sorridere. Il problema è che andranno su di tutto e di più su questi sentieri, perché non avendo più il controllo non abbiamo nemmeno più la forestale qui in Veneto, quindi sì, ci sono i carabinieri forestali, ma non è la stessa cosa. E quindi qui andranno su di tutto e di più, andranno su anche quelli che cacceranno di frodo, che ne combineranno di tutti i colori. Quindi, e poi è anche pericoloso, perché la gente che andrà nei sentieri in montagna a piedi si troveranno alle spalle o dal monte che scenderanno questi fuoristrada e non sappiamo nemmeno chi ci sarà dentro. Senatore Crisanti, ma la politica ha a cuore il territorio, il bene comune della comunità, oppure si sta dirigendo verso qualcos'altro? Che abbiamo visto anche cos'è successo con queste armi, avete visto che aerei, che bombe, avete visto ecco dove vanno i soldi, avete visto che roba da brivido. Sembra che stiano giocando alla guerra tra chi è il più forte e chi è il più debole, però muoiono i civili. Senatore, cosa dice lei? Microfono. Stavo dicendo che quando gli interessi di pochi prevalgono sul bene pubblico è chiaro che gli amministratori locali o nazionali sono sensibili a queste spinte, è evidente che chi ci rimette è la trasparenza e il bene pubblico. Guardi, questa è una cosa che avviene dappertutto, sia a livello nazionale che a livello locale. È chiaro che il politico deve sempre cercare di mediare tra interessi legittimi, locali, di privati, di associazioni e quello che è il bene pubblico. È chiaro che allora, guardi, il politico dovrebbe innanzitutto capire che priorità dà ai portatori di interesse. Guardi, per me per prima vengono i contribuenti, dopodiché chiaramente viene l'ambiente, viene lo sviluppo economico, tutte queste cose che in qualche modo aiutano e sono essenziali per la qualità della vita dei cittadini. Poi ci sono tutta una serie di interessi che spingono in varie direzioni. È chiaro che se uno si fa prendere o subisce determinati interessi, chi ci rimette? È chiaro, ci rimettono i contribuenti, ci rimette l'ambiente, ci rimette lo sviluppo economico. È evidente che quindi il politico deve cercare di tenere la barra dritta e cercare di mediare tra interessi legittimi e valori. E guardi, purtroppo non è una cosa facile. Però senatore, anche ieri abbiamo sentito, adesso c'è un'inchiesta in corso, senatore Crisanti, di questa persona che si occupa di cinema, che sembra che abbia ricevuto 4 milioni di euro per fare dei film che non sono stati fatti, sembra ce ne sia uno, dobbiamo vedere se è in circolazione, ma quanto denaro pubblico va dato a persone che non si sa neanche chi siano, in quale maniera riescono ad ottenere, e poi specialmente per le fragilità i soldi non ci sono mai. Ma come vengono divisi? Chi è che controlla questi denari che sono soldi pubblici, come vengono spesi? Perché guardate, il treno fermo in attesa di una pandemia, abbiamo un treno, così ha detto una persona molto nota, Bertolaso, che ha detto che c'è questo treno tutto pronto perché se in caso di una pandemia siamo pronti con questa treno meraviglia. Adesso abbiamo sentito questi 4 milioni di euro dati a questa, se è vero, se non, ma i soldi pubblici che fine fanno? Perché non c'è trasparenza, senatore, su quello veramente che viene incassato e quello che viene speso? Ma andate su internet e vedete, non mi sembra che sia così chiaro come si dice. Lei vede così chiaro proprio l'etica, la trasparenza di quello che è il bene comune, che è il denaro pubblico che viene dato con le tasse pagate sempre dai soliti noti che sono quelli che lavorano veramente. Prego, senatore.
Guardi, il fatto che non c'è trasparenza è il risultato che in Italia noi abbiamo una gestione in cui non esiste una dinamica tra controllore e controllato, in cui in genere la politica si arroga il diritto di nominare dei gestori che di fatti poi sono il raccordo di tantissimi soldi pubblici. Guardi, vi faccio l'esempio di nuovo della sanità. La sanità rappresenta l'85% del bilancio della regione. Allora, se la presidenza della regione, ma questo non riguarda il Veneto, ma tutta Italia, nomina direttamente il direttore generale, a sua volta tutti gli organi dirigenziali, è chiaro che la politica si arruola un ruolo di gestione. La politica deve stare fuori dalla gestione, la politica deve avere e deve reclamare il diritto di indirizzo, programmazione e controllo, ma nel momento in cui la politica gestisce a cointeressi con la gestione, guardi, la prima vittima è la trasparenza. Noi dobbiamo recidere questo cordone ombelicale tra la politica e la gestione. Devono essere due cose separate, perché altrimenti, come ha detto lei, la prima vittima è la trasparenza e questo è l'unico strumento che hanno i cittadini per giudicare. Ma questo avviene a livello della sanità, avviene a livello delle aziende municipali, avviene a livello di tutte le controllate della regione, è tutto così. Guardi, io sono stato in diversi stati in Europa durante la mia vita e non ho mai visto nulla del genere. Ma mi scusi, senatore, ma non dovrebbe essere l'opposizione che si occupa di controllare? Perché allora qual è il ruolo dell'opposizione? Perché non riusciamo più a capire il ruolo dell'opposizione. C'ha l'opposizione per controllare. Giustamente lei dice l'opposizione dovrebbe controllare, infatti sicuramente l'opposizione dovrebbe fare più controlli, ma non si scordi poi che di fatto il problema è che poi l'opposizione a volte va anche al potere e quindi non necessariamente ha gli interessi a rompere questo meccanismo. Guardi, secondo me bisogna proprio cambiare il sistema. Abbiamo Leone da Trebasele, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora, dicevi bene Mirella, qui gli sperperi sono immensi. Questo paese veramente ha uno sperpero enorme per stupidaggini e per cose necessarie non riesce ad avere i soldi. Questo è incredibile e viene fuori continuamente. Poi per i pedofili, si diceva che i pedofili sono portati ad andare dove ci sono i giovani. Sbagliato, i pedofili devono andare da un psicologo. I pedofili si devono curare perché il pedofilo ha un problema psichico, perciò i pedofili si devono curare. Punto, devono smetterla di rompere le scatole ai bambini. Si devono curare e dovrebbero essere centri. Per quanto riguarda la guerra, l'Iran dovrebbe fare a Israele quello che Israele sta facendo a Gaza. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito le riflessioni di Leone, adesso andiamo a vedere questo video istituzionale Rete l'abuso che ha mandato Zanardi. Padre, non posso più sopportare il contatto delle tue mani e l'affanno del tuo respiro. Padre, non mi tenere, non mi toccare, lasciami stare. Quando ancora cercherai e qualcun altro troverai, c'è sempre una preda che non ti aspetta, cui negare la sofferenza. E se il perdono a volte si può tentare, resta un vuoto nella mente che non si è più colmato e no, non si può colmare.
giustizia che mi protegga. La verità va dove conviene, sono stanco di soffrire, di andare e venire e sottostare. E se con quelle braccia che hanno inflitto il male mi tieni giù la faccia e ho paura di naufragare, di trasformarmi in una carta straccia. Ero solo un ragazzino, tu il mio aguzzino, e oggi non posso perdonare. Sopravvissuto, anche se l'abito ti protegge e sembri più forte della legge, il tuo animo è perduto e io sono sopravvissuto. Allora, Gazzola, so che vuoi dire qualcosa a Francesco Zanardi, poi sentiremo anche il senatore Crisanti, a questo uomo che sta cercando, ecco, dopo l'esperienza che lui ha vissuto, di cercare di salvare, ecco, e di mettere chiaro su un tema molto delicato, guai toccare questo tema, se ne parla pochissimo. Prego, Gazzola. No, volevo fare i complimenti al signor Francesco per l'ottimo video e per il gran lavoro che lui sta facendo. Anzi, vorrei lanciare un appello ai giornalisti in Italia, non solo qui in regione, ma che questo personaggio venga ascoltato molto più spesso, perché l'opera che lui sta facendo è molto molto importante. Cioè, sta creando a delle persone dei traumi che secondo me porteranno avanti per tutta la loro vita. Quindi bisogna dare spazio a Francesco. Questo video è bellissimo, interessante, molto profondo, quindi spero che venga chiamato in molte televisioni e ascoltato. Senatore Crisanti, cosa vuole dire anche lei al nostro Francesco Zanardi, che sta cercando con le proprie forze di toccare un tema molto delicato, molto scomodo anche? Pronto? Prego. Io penso che abbia un grande valore educativo e penso che noi su questo argomento non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, perché un minore abusato si porta con sé questo trauma per tutta la vita, è molto poi difficile elaborarlo e in genere poi le persone abusate, se non elaborano correttamente, avranno problemi psicologici gravissimi e poi tenderanno loro stesse ad abusare, quindi di fatto è una catena che dobbiamo assolutamente spezzare, guardi, senza nessuna flessibilità e senza nessuno indugio. Io penso che non dobbiamo avere veramente, direi, tolleranza zero con queste situazioni, indipendentemente da chi le fa, non bisogna guardare in faccia a nessuno. Allora, penso nel Francesco caso Zanardi, specifico cosa la Chiesa... vedi del tuo osservatorio importante, come stai vedendo, cosa sta succedendo, quante cose non sappiamo che magari tu sai ma che non vengono scritte, non vengono dette, ecco, questi abusi terribili, prego. Diciamo che la cosa importante qua, e qui un po' vado a toccare lo Stato, davvero, pare in Italia quasi che tutto giri sulla responsabilità della Chiesa, del Papa, cioè che il Papa debba fare delle leggi, che il Papa debba fare. Il Papa non può legiferare al di fuori dello Stato del Vaticano, ecco, non fa le leggi né in Italia né in Francia né da nessuna parte. E qui dovrebbe prendere in mano la situazione il governo, come hanno fatto in tutta Europa gli altri governi, e basterebbero tra l'altro poche
pochi accorgimenti legislativi per cambiare di parecchio la situazione. Per esempio l'introduzione dell'obbligo di denuncia per tutti i cittadini, obbligo di denuncia che va detto che in Italia già esiste, ma al momento è limitato solamente ai pubblici ufficiali. L'obbligo di denuncia responsabilizza lo stesso cittadino, cioè quel cittadino che ha il sentore, che si accorge che ne so, il vicino di casa, il parroco o chi per esso possa essere un molestatore, è obbligato a segnalarlo all'autorità giudiziaria che non arresta nessuno, farà dei rilievi, delle verifiche, e qualora le verifiche andassero a buon fine riesce a fermare il pedofilo. Ecco, questo è uno dei consigli, cioè delle cose che mancano a livello legislativo in Italia, obbligo di denuncia che, tra le altre cose, avendo questo certificato di antipedofilia che va modificato, cioè in questo certificato non va escluso il volontariato, anzi va integrato il volontariato, cioè tutti coloro che lavorano con minori devono esibire questo certificato. Bene, questo certificato funziona qualora precedentemente c'è stata una denuncia, quindi una denuncia, una condanna, e tu finisci su questo certificato che va fatto notare che è assolutamente preciso al 100%. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu finisci lì se sei stato giudicato col terzo grado di giudizio per abusi sessuali. Quindi diciamo che chi viene bloccato da questo certificato non è un sospettato, ma è un pregiudicato, quindi una persona che purtroppo la scienza medica al momento non trova soluzioni, cioè non esistono pedofili che guariscono, pedofili che si curano e via dicendo. Il pedofilo reitera il reato e lo fa finché vive. Quindi questo certificato, insieme all'obbligo della denuncia, sarebbero due cose importantissime in Italia che al momento mancano. Luciano da Desenzano del Garda, poi continuiamo. Vai Luciano. Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti gli ospiti. Purtroppo dico la mia in un minuto, non voglio disturbare. Io sono per i maggiorenni, facciano quel che vogliono, 2 uomini, 2 donne. Sarei anche favorevole che 2 donne, aiutami Mirella, adottino o facciano una figlia o 2, ma 2 uomini quello no. E l'ultima, qualche tempo fa c'era lì in televisione l'ortodosso, il cattolico, prete, insomma, sa cosa ha detto l'ortodosso al cattolico? Siete dei ipocriti. Loro si sposano, fanno figli, devono sposarsi anche i preti, tutti, se vogliono un po' smettere di fare la pedofilia, queste cose. Devono avere la loro moglie. Allora quanti preti ne sono usciti, si sono sposati e vorrebbero fare ancora il prete, tra parentesi. Vi saluto, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao. Abbiamo sentito le riflessioni di Luciano, adesso devo andare assolutamente in pubblicità. Faccio l'esempio del mio reparto, diabetologia, ospedale dei Colli di Padova, senza andare lontano. Noi eravamo 10 medici fino a 1 anno e mezzo fa, adesso siamo 6 medici. Allora chiedo a Zaia se in diabetologia a Padova le liste sono state abbattute dell'87%, come dice lui. Antonino Pipitone, già consigliere regionale ed esponente di Padova Bene Comune, è soprattutto un medico al centro di diabetologia di Padova. È diretto nei confronti del presidente della regione Luca Zaia sul tema liste d'attesa. La regione continua a ripetere gli stessi dati da febbraio, dice Pipitone, ma la realtà è un'altra. Lui parla dell'80% del taglio delle liste d'attesa, come aveva detto lo scorso febbraio, riguardo le visite, chiamiamolo così, normali. Magari fosse così, noi, come abbiamo detto l'altra volta, chiediamo a Zaia prima di
fare delle dichiarazioni, quantomeno fare qualche telefonata al CUP, far fare qualche telefonata anche ai direttori generali, informarsi un po' fra i suoi amici o conoscenti se in effetti è proprio così. Abbiamo dei seri dubbi che non è così, anzi abbiamo certezze che per non tutte le specialità è così. L'esperienza tra i reparti del dottor Pipitone racconta di molti pazienti che, non potendo rivolgersi al privato e vedendo i tempi d'attesa lunghi, smettono di curarsi. Parlo della mia esperienza, che penso sia comune a molti colleghi che hanno a che fare con le patologie croniche o comunque con patologie impegnative. Io dovrei vedere un paziente a 6 mesi e non riesco a vederlo, devo metterlo un anno e mezzo, 2, e poi comincia a vedere in maniera impressionante persone che cominciano ad avere un diabete scompensato, cominciano ad avere complicanze, cosa che in teoria dovremmo prevenire. Il problema oggi non è l'urgenza, noi vediamo le urgenze subito, il problema è la cronicità, è il territorio, non è l'ospedale. L'ospedale dà buone risposte in tempi relativamente brevi. Per fare un intervento di cataratta si parla di 2-3 anni, per fare un enne inguinale ci vogliono 2-3 anni, interventi molto semplici, voglio dire, sembrano sciocchezze, ma non lo sono per chi vive un problema di malessere e di sofferenza. Quindi il problema non è, come dire, la questione che Zaia dice da questi numeri, il problema è che questi numeri purtroppo non corrispondono alla realtà. Allora, prima di sentire il senatore Crisanti, che poi ci deve anche lasciare, c'è Francesco Giancarlo Gazzola che vuole fare una domanda al senatore Crisanti. Prego, Gazzola. Sì, dottor Crisanti, volevo chiederle se lei è informato riguardo ai veleni dei FAS, quelli famosi della ditta Miteni, del Vicentino, Montecchio e quant'altro. E per i vigneti è stato detto che anche all'interno di certi vini è stato trovato in parte questo veleno, questo FAS, no? Che entra nel sangue e quant'altro. È vero che in Regione Veneto hanno proibito ai medici di indagare, di fare le analisi sui pazienti dei FAS? Ma guardi, allora, sicuramente sono consapevole del problema dei FAS e abbiamo presentato anche una legge in Senato che spero che venga presto discussa nella Commissione Ambiente, che limiti la produzione dei FAS fino a ridurla al minimo essenziale. Abbiamo presentato una legge che allo stesso tempo finanzia tutte le attività di rimedio e quindi di bonifica, e allo stesso tempo finanzia la presa delle acque a monte, sia per la popolazione che per l'agricoltura, perché non dimentichiamoci, qui c'è una fascia che serve circa 500.000 persone che è inquinata e l'acqua viene purtroppo utilizzata sia per usi alimentari che per usi agricoli, e purtroppo, come lei ha detto, queste molecole FAS sono estremamente stabili e quindi non si degradano e rimangono nell'ambiente e negli animali che le assumono praticamente per sempre. E lei pensi che per eliminarle bisogna costruire dei bruciatori completamente diversi che arrivano fino a 1500-1800 gradi, che in questo momento in Italia non credo ce ne siano soltanto un paio, quindi è un argomento estremamente complesso. Poi per quello che dice lei, no, guardi, non credo che la Regione, non sono consapevole che la Regione Veneto abbia emanato questa direttiva. Comunque rimane il fatto che l'analisi per la rilevazione dei FAS è molto complessa e viene in questo momento gestita prevalentemente da strutture della Regione o da privati, quindi è chiaro che non c'è un accesso facile a questa analisi. Allora, più che proibizione, direi che non è facile fare un'analisi di FAS. Per quanto riguarda le liste d'attesa del dottor Pipitone, come commenta il servizio, senatore? Guardi, senta, io penso che le bugie che ha detto l'amministrazione di questa regione riguardo la sanità e poi per quanto riguarda l'assistenza agli anziani siano infinite. Guardi, ogni dichiarazione bisognerebbe contestarla e analizzarla con dati. Guardi, le liste di attesa le hanno diminuite mettendo le persone in galleggiamento, addirittura non rispondendo alle persone al PUC. Quindi siamo di fronte veramente a quella che è la negazione della realtà, purtroppo. Quindi allora, senatore, ormai siamo in chiusura. Ecco, io volevo farle anche una domanda sulle zanzare. So che lei sta facendo uno studio molto importante. Mi sente, senatore? Se una persona telefona al PUC e loro dicono guardi non c'è posto ma la richiamiamo,
quella persona di fatto non sta in lista d'attesa, però attende che l'esame o la procedura venga eseguita, dopodiché magari la richiamano dopo 2 o 3 mesi e gli dicono: guardi, adesso la mettiamo in lista di galleggiamento. La lista di galleggiamento è praticamente una lista che di fatto, chiamiamo così, ufficiosa, che nel momento in cui si libera un posto nelle liste d'attesa entra. Ma lei capisce, quello è una manipolazione incredibile di tutta la gestione. Sì, è stato molto chiaro. Per quanto riguarda le zanzare, io so che lei sta facendo degli studi molto approfonditi, ecco, sta arrivando l'estate, stanno arrivando le zanzare, cosa ci vuole dire e come ci saluta, senatore Crisanti? Guardi, ecco, quello che voglio dire è che la maggior parte delle zanzare in Italia fortunatamente è innocua, tuttavia non va sottovalutato il pericolo, specialmente in Italia per quanto riguarda la West Nile Fever, che è trasmessa da zanzare che si riproducono e sono molto abbondanti in Veneto. Ecco, quindi io penso che quando ci sono dei casi bisogna intervenire rapidamente con azioni di bonifica, cioè praticamente disinfettare tutto quanto il territorio circostante. Per quanto riguarda i casi di Dengue, invece, non bisogna agire precipitosamente, ma bisogna cercare di capire chi la trasmette questa malattia, perché fino a pochi anni fa non c'erano casi di Dengue autonomi in Italia. E il fatto che in numerose zone dell'Italia ci siano focolai di trasmissione Dengue durante l'estate desta un po' di preoccupazione, perché bisogna capire perché questa situazione è mutata. Guardi, la Dengue poi non viene principalmente trasmessa dalla zanzara tigre o da altre zanzare che possono venire da altre regioni lontane, quindi bisogna lì capire se effettivamente è ancora la zanzara tigre o ci sono altre zanzare responsabili di questo aumento di casi che prima non si era mai visto. E comunque, ecco, io direi che da questo punto di vista siamo fortunati, perché il Veneto durante gli anni passati ha stabilito una serie di azioni di controllo e prevenzione, nel senso che sono disposte lungo tutto il territorio numerose trappole di zanzare. Le trappole vengono ispezionate, le zanzare nelle trappole vengono prese, analizzate per la presenza all'interno delle zanzare di agenti patogeni. Quindi non è che io faccio sempre una critica a priori, guardi, per esempio su questo aspetto è stato fatto molto, quindi bisogna sfruttare la rete di sorveglianza che abbiamo, bisogna che i cittadini collaborino, che evidenzino i casi, le situazioni anomale, e quindi io penso che come abbiamo risolto negli anni passati risolveremo anche quest'anno. Come ci saluta, senatore? Con quale messaggio ci lascia? Ma io, guardi, vi lascio con un messaggio che le elezioni stanno per arrivare a novembre e quindi io direi che questa è una grandissima occasione di confronto e di rinnovamento. Come io ho sempre detto, ogni carica politica è accompagnata da 2 parole latine magiche che significa pro tempore. Ecco, io penso che è il momento di realizzare questa condizione politica essenziale in una democrazia, pro tempore, non per sempre. Grazie senatore Andrea Crisanti del Partito Democratico di essere stato con noi. Buon lavoro e buona giornata, senatore. Grazie. Sentiamo come ci saluta anche Francesco Zanardi, Associazione Sopravvissuti Abusi Sessuali Clero. Come ci saluti, Francesco? Con quale messaggio? Mi chiedo scusa, ma sento malissimo dallo studio. Con quale saluto ci lasci? Con quale messaggio? Il messaggio che posso lasciare riguardante la mia materia, appunto, è quella di stare molto attenti, e questo lo dico ai genitori, di cercare di educare, in mancanza d'altro, i propri figli a quelli che sono gli atteggiamenti sbagliati che gli adulti non devono tenere con i bambini, anche senza entrare troppo nel merito, in modo tale che il bambino, che poi è la vittima, diventa la vittima, abbia delle possibilità di accorgersi di qualcosa che non va e dare un allarme, ecco, cioè quindi educarli in questo senso. Grazie anche a Francesco Zanardi. Sentiamo invece come ci saluta Giancarlo Gazzolla. Con quale messaggio, qualcosa che vuoi dire che non hai detto, dare qualche numero, cosa vuoi dire? No, volevo unirmi al dottor Crisanti riguardo al voto che avremo in autunno. Stiamo molto attenti quando andremo a mettere quella fatidica crocetta, cerchiamo di informarci prima, cerchiamo di capire chi ha a cuore il nostro ambiente, perché è importante curarlo e salvarlo, perché
ambiente vuol dire salute e la salute è tutto per noi che ci viviamo in questo mondo. Grazie anche a Giancarlo Gazzola, pubblicità. Vi presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA. Grazie direttore di essere qui. Grazie. Saluto anche Franca Gasparini, segretaria regionale AIDO Veneto. Grazie. Buongiorno, anche a Franca Gasparini, che Mirella continua a chiamarla Graziella, non so il perché, ma è Franca. E saluto anche il dottor Guglielmo Pisani, medico. Sentiremo cosa ci racconterà il dottor Pisani su questi medici, ecco, molto in auge in questo momento, ognuno dice la sua. Adesso vedremo cosa ci racconterà il dottor Pisani proprio come medico e del suo osservatorio, cosa sta vedendo e cosa succederà nel breve futuro, specialmente con le case di comunità, che mi interessa molto sentire. Buongiorno dottor Pisani, sempre grazie. Partirei proprio da lei, dottor Pisani, ma queste case di comunità partiranno, hanno messo le ruote, si sposteranno, ci sarà qualcuno che entrerà, specialmente i medici di famiglia che vedo sono molto ostili a entrare in queste case di comunità, ospedali chiusi per aprire questi. Com'è la situazione, dottor Pisani? Io ho già parlato la volta precedente, Mirella, la situazione è difficile perché mancano i medici in medicina generale, mancheranno sempre di più i medici in medicina generale, e poi non c'è chiarezza su che cosa dovremmo fare, nel senso che io posso anche decidere di andare a lavorare, posso anche spostarmi dal mio ambulatorio nelle case di comunità e svolgere là il lavoro che svolgo già normalmente, però non vedo la chiarezza e indicazioni precise da parte di chi dovrebbe darcele queste indicazioni, perché se io devo lavorare nelle case di comunità e devo anche lavorare nel mio ambulatorio, ho la giornata limitata nel tempo, abbiamo 12 ore di lavoro e di più non è che si possono fare, quindi io aspetto indicazioni, aspetto che qualcuno mi dica che cosa vogliono che io faccia, e nel momento in cui mi diranno con precisione che cosa vogliono che io faccia, allora io prenderò una decisione e mi comporterò di conseguenza. Dottor Pavan, lei che tocca con mano questa realtà che sono i diversamente giovani, come li chiama Mirella, lei li chiama anziani, che hanno bisogno di tante cure, di tante cose, queste RSA che non sono a sufficienza rispetto alla domanda che c'è, ma soprattutto il personale che manca. Beh, non è che ci sia un piano ben preciso, conosciuto, che portava a questo, tanto Minovo combatte, intanto c'ha più i soldi del PNR, faccio le colate di cemento e poi qualcuno provvederà. Il problema è che il politico passa e i danni li paghiamo noi, le fragilità soprattutto. Prego, dottor Pavan. Ma io penso che la situazione sia drammatica. Io ho 16 medici, di cui 10 pensionati. Mamma mia. Ad assistere 1000 persone. 16 medici, Sentite? di cui 10 pensionati, stanchi, che ogni giorno vengono a dirmi non ce la faccio più e io ogni giorno ho fame e un piastrello avanti un altro anno. Questa è la situazione drammatica nella quale siamo. Però si può pure peggiorare, no? Si dice peso così, esatto. No, si può scavare, si può andare peggio. Peggio è, lo accennava in modo un po' in politichese il nostro medico interlocutore, dottor Pisani, sì, che mi sembrava un po' seduto sull'argine e che aspetta, no, che passa il PNRR, diciamo, per non dire altro. Ma per dire questo, che di fatto il PNRR è un investimento strutturale
per cui la gente dice ma lo fan qua, lo fan là, ristrutturiamo questo, ristrutturiamo l'altro, ma non vedo questo grande investimento nella organizzazione. In primis non perché magari le idee sull'organizzazione si può discutere, ma in primis perché manca la materia prima, cioè manca il personale. E ti dirò di più, Mirella, che il personale che c'è, dati alla mano, preferisce il privato al pubblico. Allora c'è qualcosa che non funziona nel sistema. Vogliamo affrontarlo prima che il Titanic affondi oppure stiamo qui a lamentarci e ad affondare insieme col Titanic? Sentiamo anche Franca Gasparini, segretaria regionale AIDO Veneto, ecco questa importante struttura che sta cercando invece di dare dei segnali positivi, di riuscire tramite le donazioni di avere una nuova vita, ecco, di riuscire a capire che c'è una qualità e un rispetto della persona molto importante, specialmente con la donazione. Prego. Sì, io volevo dire che invece noi come AIDO ci autofinanziamo, cioè non abbiamo assolutamente nulla, ci sono delle quote diciamo che vengono versate direttamente dai gruppi comunali e intercomunali alle altre strutture in modo insomma da poter pagare le spese vive. Ecco, questo è quello che facciamo noi, ecco perché a volte magari ci si vede nelle piazze con questi banchetti pieni di fiori eccetera, proprio per cercare di tirare su qualcosa, perché però dopo tutto quello che viene raccolto non resta in AIDO, nel senso che viene utilizzato per tutte le nostre attività, prima fra tutti le attività della scuola, perché si pensa che i giovani sono il nostro futuro e quindi andare nelle scuole, sensibilizzare e cercare di portare avanti il discorso del dono, inteso anche come non solo dono di dire sì alla manifestazione di volontà positiva agli organi nel caso quando non ci saremo più, no, dono inteso un po' come tutto, dono quindi anche per le altre associazioni, ma anche proprio dono come volontariato, quindi il dono inteso come dare gratuitamente quello che si può dare come volontari, niente di più. Abbiamo Nadia, vai Nadia. Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere, allora, quello che ho sentito nella prima parte della tua trasmissione, quanti soldi si spendono inutilmente, quando che un cittadino italiano chiede una visita per demenza, aggravamento, la commissione dà l'invalidità al 100% senza accompagnatoria. E dopo mi vedo quei disastri che fanno, soldi che vanno buttati via. Io non trovo, mi sono indignata stamattina e mi sento offesa. E dopo volevo chiedere appunto al dottor Pavan, quando che un cittadino si tiene a casa il proprio familiare assistendolo, non ha bisogno della casa di riposo, però se non ti danno niente, io come faccio? Invalida anch'io l'80%, riconosciuto dalla commissione, sono stata operata a un tumore e devo assistere mio marito e non mi danno niente, è una vergogna. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao cara Nadia, un grande abbraccio. Prego dottor Pavan, poi sentiremo anche il dottor Pisani. Beh, è un dramma assoluto, noi sappiamo tutto oramai sull'invecchiamento della popolazione, non è che lo si scopre oggi. Come dire, i dati della demografia sono dati scientifici, è 20 anni che sappiamo che è così e adesso diciamo per il 2050 sappiamo come sarà. Quindi diciamo così, se non si provvede è per o incapacità o peggio, perché si guarda al domani e non al futuro, o all'oggi, nemmeno al domani.
Ecco, il tema all'interno di questa questione, il tema del decadimento cognitivo della demenza è un tema esplosivo, perché solo nella città di Treviso sono 1200 persone, nella provincia sono 10.000 persone e noi sappiamo che oltre i 75 anni il 45% delle persone è solo, abita da solo. Cosa facciamo per queste creature? Allora è ovvio che se serve c'è la struttura, ma come diceva la signora, se possiamo tenere a casa, se ci sono le condizioni, benissimo, e allora bisogna assistere a domicilio e in struttura quando necessario, in modo tale da organizzare una rete. Certo, ad esempio nel caso del Veneto noi abbiamo l'indennità di accompagnamento di 530 euro per quando è necessario, ma ad esempio è un'indennità di accompagnamento che non è collegata al reddito, cioè Agnelli ha lo stesso diritto del povero di prendere 530-540 euro di indennità di accompagnamento. Ma perché Nadia non ce l'ha? L'indennità di accompagnamento dovrebbe averla, adesso bisogna vedere il caso specifico, però poi c'è anche l'altro elemento, perché ad esempio nel caso del decadimento cognitivo c'è la possibilità di avere un ulteriore contributo, diciamo un'impegnativa domiciliare, dipende 200, 300, 400 euro, per la quale bisogna concorrere. Io dico quali sono gli strumenti a disposizione, certo. Entrare nel merito diventa difficile, dico solo che c'è una legge che si chiama legge 33 che è stata approvata dal governo, d'accordo? Finanziamenti zero, ma non da questo, sai? Già da quello precedente è stata ratificata da questo. Io non faccio questioni di destra o sinistra, certo. Sono disposto a votare chiunque, basta che mi dia i risultati, chiunque. Oramai non ci sono più neanche i punti di riferimento ideologici, dico datemi dei risultati e vi do il mio voto. Allora c'è una legge 33 che dorme in Parlamento perché non c'è nessun decreto attuativo. Capisco che è complico, ma una legge dice sarebbe bello fare questo, metto euro zero, senza decreti attuativi, cioè come noi realizziamo questa legge operativamente, la legge è soltanto una bella roba. Ad esempio, una cosa che introduce questa legge è che c'è un sistema di valutazione unico per tutta la nazione. Non è possibile che un signore anziano, allora per andare in casa di riposo aveva una valutazione, per l'assistenza a domicilio un'altra valutazione, dal comune una valutazione, all'USS un'altra valutazione, in regione un'altra valutazione, per l'indennità di accompagnamento un'altra valutazione, se va dentro in ospedale un'altra valutazione. Non è possibile, si dice. Con questa legge si direbbe una cosa giusta: facciamo una valutazione unica che ha un valore nazionale e usiamola per tutte le cose, così non facciamo diventare matti tutti gli anziani che non possono perdersi nell'immondizia burocratica, d'accordo, che noi abbiamo nel nostro paese. Come commenta, dottor Pisani, le parole amare del dottor Giorgio Pavà, ma anche della telefonata che abbiamo ricevuto della signora Nadia? Microfono. E sono vecchio e quindi posso esprimere il mio pensiero liberamente. Allora, la situazione non è drammatica, è disastrosa. Sul territorio ci riempiamo la bocca di case di comunità. Esperimento tentato in Catalogna e fallito clamorosamente. Abbiamo fatto una modifica dell'iscrizione all'università in medicina e abbiamo copiato il modello francese che è fallito clamorosamente. Ci troviamo con investimenti sul territorio uguale a zero, scrivo zero e riporto zero. Non ci sono gli infermieri sul territorio, non possiamo fare fisioterapia sul territorio. La sanità italiana, che era ai primi posti nel mondo, è stata spostata sempre più giù, perché da paesi come la Slovacchia, perché la Slovacchia ha deciso di intervenire sul territorio. Allora, trovo folle il fatto che uno sia invalido al 100% ma non possa avere l'indennità di accompagnamento. Questo per rispondere alla signora, ma io ne ho decine di questi casi in cui i pazienti invalidi al 100% però senza indennità di accompagnamento, poi devi rifare la domanda e forse otterrai l'indennità di accompagnamento.
sono assolutamente d'accordo che l'indennità di accompagnamento va legata al reddito, perché non è giusto che una persona molto facoltosa possa avere anche l'aiuto dello Stato su questa cosa. Il nostro sistema sanitario equo e solidale, però proprio perché è equo e solidale bisogna che chi può permetterselo non abbia un aiuto dallo Stato. Quindi mi trovo assolutamente sconcertato di fronte al fatto che lo si sapeva da 15 anni che nel 2028 ci sarebbe stata una riduzione drammatica del numero dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, però per rispondere al fatto che i medici preferiscono la struttura privata, come ho già avuto occasione di dire in altri incontri, allora c'è un progetto, secondo me, ben preciso dello smantellamento della sanità pubblica a favore della sanità privata, un modello come quello americano, per intenderci, o anche di altri paesi europei, e si fa di tutto sotto traccia, chiaramente, per disincentivare l'ingresso nelle strutture pubbliche. Voglio dire, gli oculisti sul territorio non mancano gli oculisti che lavorano nel settore pubblico e quindi preferiscono chiaramente rivolgersi al settore privato, dove lavorano meno e guadagnano di più. Allora, non facciamo solo una questione economica, chiaramente, però perché la domanda, perché non si trovano medici in base, perché non si trovano medici che lavorano in pronto soccorso, perché non si trovano anestesisti? Questa è la domanda. E i concorsi che vengono fatti regolarmente nel Veneto da Azienda Zero vanno deserti o quasi, e quindi per avere visite in ospedale i tempi d'attesa diventano biblici e il paziente che può permetterselo si rivolge sistematicamente al privato. Io ho almeno 10 persone ogni giorno in ambulatorio che si lamentano di questo, e poi si dice che le liste d'attesa sono state azzerate. Grazie per la sua chiarezza, come sempre, dottor Pisani. Vedete che io cerco di invitare le persone che hanno voglia e il coraggio di metterci la faccia e di dire la realtà che vivono tutti i giorni da persone competenti che sanno quello che dicono, e i numeri e sono quelli giusti che vi stanno dando. Allora andiamo a vedere questo video importante invece di Aido per far capire l'importanza della donazione e trapianti. Il Veneto è la seconda regione per l'Aido come donazioni, quindi siete bravi. Il plauso del direttore generale dell'US2 per i 250 volontari dell'Aido, rappresentati dai 35 presidi comunali riuniti nell'Assemblea provinciale del Cafoncello. Un momento per fare il punto della situazione su donazioni e trapianti. Nell'ultimo anno a livello nazionale le disponibilità alla donazione stanno diminuendo e noi ci stiamo operando, per cercare di cambiare questa tendenza. Nel nostro territorio abbiamo più di 216.000 persone che hanno già detto sì in provincia di Treviso alla donazione, siamo attorno al 73% di favorevoli. Vorremmo che questa percentuale aumentasse. Per questo si guarda anche al mondo dell'immigrazione, finora poco informato. Cercheremo di fare delle informative molto semplici da mettere a disposizione per i comuni, in modo tale che quando vanno a rinnovare la carta d'identità hanno questa informazione. Un mondo, quello della donazione, essenziale per dare un futuro a tanti pazienti, come ad esempio al Cafoncello
per i reni. Dal 2022 ad oggi abbiamo già fatto 12 trapianti in più di rene. Dovremmo arrivare, se tutto va bene, se riusciamo a trovare i donatori compatibili, nel 2025 superare i 60, arrivare a 65 trapianti. Ecco, qual è l'organo che viene maggiormente trapiantato? Beh, da noi chiaramente il rene, e comunque abbiamo dei numeri molto importanti, e dopo chiaramente il secondo organo, il fegato, poi segue il polmone. E proprio sul fegato il direttore Benazzi ha annunciato importanti novità. Vorremmo anche fare qualcosa di più, magari col professor Zanus, giusto, arrivare anche al trapianto di fegato, visto che le liste d'attesa sono molto lunghe ed è solo Padova un centro di eccellenza col professor Cillo. E se al Cafoncello si è provveduto anche ad un espianto da cuore fermo, uno degli obiettivi dell'AIDO sono le testimonianze. Abbiamo bisogno di persone che hanno ricevuto il dono, che si mettono a disposizione, che si facciano avanti, diciamo, persone appunto che hanno ricevuto il dono, per portare la loro esperienza presso i ragazzi e presso i cittadini, per far vedere qual è il risultato della donazione. Allora, prima di sentire il commento di Franca Gasparini, andiamo da Sebastiano da Abano. Buongiorno signora Minella, buongiorno. Lei è ospite. Buongiorno. Niente, io per quanto riguarda la sanità, per fortuna tuttora la sanità funziona, cioè non siamo a livelli male. Però certamente che cosa io farei? I medici devono decidere o lavorare nel privato o nel pubblico. Non possono fare che la mattina lavorano nel pubblico e il pomeriggio fanno le visite private. Per quale motivo? Perché dopo, se lei deve fare una visita a pagamento, trova subito posto, nel pubblico non trova posto. Quindi quello è il problema. O se no facciamo che anche nel privato tu devi dare la possibilità che uno paghi il ticket e tu visiti la persona, cioè tu devi visitare le persone, cioè non puoi fare solo a pagamento e trovi subito la visita e dopo no. Dopo un'altra cosa, io ho visto un video, mi sembra stato qua a Trento, se non mi sbaglio, non voglio dire una bugia, non mi ricordo, comunque qua in Nord Italia, come capita anche giù, di persone pazienti che aggrediscono gli infermieri. Sì, io lo vedo sbagliato, io vedo che quando un paziente aggredisce l'infermiere, quel paziente intanto deve essere subito denunciato, perché non si toccano i dottori, non bisogna toccarli. E secondo, io ti faccio aspettare poi, perché se tu mi aggredisci e interrompi un servizio pubblico, che nel frattempo ci sono altri malati che stanno veramente male e hanno bisogno cure e per colpa tua io mi devo fermare, io a te ti faccio aspettare ore all'angolino. Quando ho finito tutte le altre persone che si sono comportate bene, vedrò da te. Perché se no è inutile che toccano o picchiano agli infermieri. Molto chiaro Sebastiano, grazie, mi fa piacere anche averti sentito. Allora andiamo, perché il tempo è tiranno purtroppo. Allora Franca Gasparini, intanto commentiamo il video che abbiamo visto, l'importanza di quello che abbiamo sentito. Sì, eravamo all'assemblea provinciale e appunto il presidente Tronchin ha avuto come ospite il dottor Benazzi e si è visto come in generale il Veneto sia un'eccellenza nel campo dei trapianti. I trapianti anche nel 2024 sono andati molto bene, però c'è un però. Noi abbiamo una lista d'attesa, 8.000 persone in attesa di trapianti e da qui non si va giù. Le liste di attesa inoltre sono molto lunghe, abbiamo circa 3 anni e mezzo e ci sono tante persone che stanno veramente male. Perché è importante dire sì? Bisogna dire sì. Perché? Soprattutto perché sappiamo che quando noi entriamo in un'altra dimensione, i nostri organi non ci servono più e quindi se si ha la possibilità di fare un ultimo atto, un gesto d'amore estremo, quello serve ad aiutare tutte queste persone che sono in una condizione
veramente difficile, stanno soffrendo tantissimo, ma soprattutto ci sono persone che purtroppo non ce la fanno. Quindi è importante dire sì alla donazione proprio per poter aiutare e far sì che ci sia una vita riconquistata da parte di questi pazienti che in pratica non vivono, di solito sono in ospedale, sono attaccati a qualche macchina e cercano di sopravvivere finché non sono chiamati per il dono, insomma, questo è la necessità. Dottor Pisani, come commenta di quello che è il video che ha visto, ma anche di quello che ha detto Franca Gasparini? Prego. Guardi Mirella, io ho il privilegio di seguire 2 pazienti che hanno avuto un trapianto di fegato, che sono cosiddetti long survivor, sono anni e anni che hanno la possibilità di avere una vita dignitosa, in un caso una vita assolutamente attiva, limitata solamente dall'età ormai avanzata, e quindi sono assolutamente favorevole alla donazione. Io stesso ero iscritto all'ADMO, credo, donatore di midollo osseo, poi dopo sono stato escluso per l'età e ho al momento di farmi rilasciare la nuova carta d'identità, ho affermato la mia volontà di essere donatore, per cui anche se spero più tardi possibile, comunque. Grande dottor Pisani, grande. Dottor Pisani, ma non sarebbe anche un ruolo del medico di famiglia quel tempo che ha, perché abbiamo sentito in che condizioni lavorano anche questi medici di famiglia, chi ha la fortuna di averli, di informare bene anche il diversamente giovane, perché quello sulla donazione, perché quello che io vedo è la paura, ma sei proprio morto o sei ancora vivo? C'è anche questa informazione che non arriva bene, tanto è vero che io col professor Gerosa sabato ho detto che dobbiamo aprire gli ospedali di più ai ragazzi, alle scuole, ma non agli studenti universitari, iniziare proprio dalle scuole. Il professor Gerosa mi ha dato pienamente ragione, e quando ho detto, dottor Gerosa, quando dico ai direttori generali di fare questo, molti mi dicono ma lo facciamo già, e lui ha detto ecco, io mi arrabbio quando sento questo, perché vuol dire che non si fa abbastanza se abbiamo questi numeri. Cosa dice dottor Pisani? Guardi che io la sensibilizzazione al paziente sulla donazione la pratico sempre. È vero, hanno paura della morte intanto, ma comunque hanno anche paura di una paura irrazionale, che è quella di non essere curati adeguatamente se dovesse succedere qualcosa, perché sono dei donatori, dei potenziali donatori d'organo. E io su questo insisto molto, avendo lavorato a lungo in ospedale e sapendo bene quali sono le condizioni in cui si pratica il trapianto e l'espianto prima e il trapianto poi. Cerco sempre di tranquillizzarlo. Sì, è un nostro compito del medico di medicina generale. Vero anche che non mi dispiace dirlo, ma non è sempre in cima alle mie priorità questo tipo di informazione. Se vengo consultato, sicuramente incentivo la donazione, però onestamente devo dire che sono altre le mie priorità durante... Molto chiaro dottor Pisani. Sentiamo cosa ne pensa il dottor Giorgio Pavan, che nell'RSA
questa informazione, ecco, perché regna la paura, regna sovrana, ma perché non si conosce, non si sa com'è da voi, come funziona, ma tanto se rangia me fiolco, moro, se rangia euri? No, beh, intanto, ad esempio da noi a Treviso muoiono nelle nostre strutture 260-270 persone l'anno, quindi diciamo un numero considerevole. Da noi la morte è di casa e non è altrettanto di casa nella nostra società. La nostra società ha escluso il tema della morte, lo ha escluso dal proprio panorama culturale per legittime paure nei confronti dell'assoluto, ma come diceva il medico prima, insomma c'è una irrazionalità. Noi abbiamo messo altre questioni al centro del nostro interesse, la ricchezza, l'egoismo, la velocità, la bellezza, no? A tutti i costi. Noi abbiamo messo gli elementi del valore, non so, della solidarietà, della generosità, del dono e così via. È interessante la questione che te lo chiedano al rinnovo della carta d'identità, è successo a me, ci ho pensato un microsecondo e ho detto sì, sono a disposizione, anche perché mi sarei vergognato di dire di no. Dopo tutte quelle cose che dicono non si può dire una cosa e farne una diversa, insomma. Però è interessante perché si vede come le persone non siano abituate a pensare a un sé possibile, che per carità, come dice il medico, il più lungo tempo possibile, eccetera, eccetera. È come quando si parla degli incidenti, riguardano sempre gli altri, mai noi, capito? Ed è un modo per allontanare l'idea del fine della propria vita, però va pensato, è per questo che io gli anziani li chiamo anziani, perché anche dire diversamente giovani sembra allontanare ciò che è la verità, e invece la verità è se noi attribuiamo un aspetto negativo all'anzianità, ma l'anzianità ha in sé un aspetto grandemente positivo, primo di tutto il fatto che ci sei arrivato e non sei morto prima, intanto, perché l'unico modo per non diventare anziani è morire giovani, meglio di no, meglio morire anziani. Dottor Pisani, tocchiamo ferro io e lei che siamo d'accordo, anche se giustamente, come dice il dottor Pavan, bisogna anche capire... Al dottor Pisani volevo dire che insomma ho apprezzato molto le sue parole, gli auguro tanta clinica e poca burocrazia, anche se lei è il contrario, dottor. Il 70% purtroppo è diventata burocrazia. È una follia, è una follia. È una follia. Ed è folle, perché questa cosa qua non c'era bisogno di 6 anni di laurea, 4 anni di specializzazione, 4 anni di seconda specializzazione e 40 anni, 43 anni, 44 di professione. Guardi, mi lasci dire una cosa, io ad esempio, per fortuna adesso sto coinvolgendo nel nostro lavoro dei giovani medici, sono straordinari, io sono contento della preparazione delle nuove generazioni, mi domando in quanto tempo si rovineranno, perché poi mantenere questo impulso positivo, generoso, scrupoloso, clinico nei confronti del prossimo è un valore per la nostra società, ma se tu queste persone le metti all'interno, mi viene in mente Charlie Chaplin dei tempi moderni, no? Sì. Ha un meccanismo devastante che ti fa fare l'approccio medico difensivo, perché non si sa mai se ti fa, come dire, fare 70% delle carte, 30% della clinica, è evidente che anche l'amore per la passione, per la propria materia viene messo abbastanza in discussione. Ecco, è da augurarci davvero che ci sia un nuovo risveglio, un cambiamento di rotta, risorgimento, un cambiamento di rotta. Dottor Pisani, però quello che noi osserviamo è che anche questi ambulatori medici si stanno veramente specializzando sempre di più, sempre nuova strumentazione. Non è che l'ambulatorio medico stia sostituendo le case di comunità, perché avete già tutto. Qual è il problema? Qual è il problema? Perché mi devo spostare? Io mi ricordo, se era il dottor Scassola che ho avuto, ha detto: ma perché mi devo spostare in montagna con i miei pazienti? Lui appunto parlava da una località montana, con le difficoltà che hanno specialmente i diversamente giovani. Dottor Pavan Mirella continua a chiamarli così. Ecco, ma stiamo scherzando? Ma si rendono
rendono conto i problemi che hanno questi pazienti. Ecco, non è che forse, ecco, dopo queste colate di cemento, perché al momento vediamo solo quelle, vedremo queste strutture vuote oppure poche funzioneranno? Che idea si è fatto, visto questi ambulatori che si stanno specializzando sempre di più, hanno una strumentazione, sono in diversi all'interno, c'è qualcosa che non torna? Prego, dottor Pisani. Allora, premetto che la mia è una visione parziale e di parte, ma io credo che queste case di comunità non decolleranno mai, per il semplice motivo che sono cattedrali nel deserto. Quando tu avevamo in Italia un servizio sanitario in cui il medico di medicina generale era distribuito capillarmente sul territorio ed era un medico di prossimità. Il paziente non doveva percorrere chilometri per andare a trovare il proprio medico. E devo dire che questo era anche un lavoro bellissimo che è stato assolutamente rovinato da scelte politiche scellerate. E quindi io credo, intanto le colate di cemento vogliono dire, sa che a pensare male si fa peccato, ma spesso si azzecca. Queste case di comunità le vedo come una fonte di possibili intrallazzi e non vorrei essere denunciato, ma comunque anche fonti di reddito, diciamo così, non particolarmente pulite. E manca il personale. Se tu non assumi gli infermieri, non assumi i segretari e non hai medici, con cosa li riempi queste case di comunità? L'80% dei nostri infermieri sono privati. Dottor Pisani, io la ringrazio con quanta sincerità lei da professionista serio e competente sta dimostrando quella che è una realtà sotto gli occhi di tutti, che queste case di comunità non ci sono e non funzionano, e questo è veramente un dramma rispetto alle necessità del territorio che abbiamo, specialmente per le fragilità che non riescono a trovare soluzione. Questo la dice lunga, perciò veneti, svegliatevi, perché più di così io non saprei cosa fare. Graziella, andiamo a vedere il secondo video, Graziella. Grazie. Franca, il secondo video di Aido, perché fa capire invece l'importanza della donazione, e questa la fa la società civile, la società educata, consapevole del dopo di noi. Allora, Franca Gasparini, commentiamo l'importanza del dono, i numeri che abbiamo visto e soprattutto intrigare i giovani, ma anche i meno giovani, se sono consapevoli, magari quelli che fanno l'università della terza età, non sarebbe male. Prego. Allora, i giovani sono una grossa realtà e purtroppo la nostra associazione sta andando avanti con l'età, nel senso che siamo tutti quanti più o meno persone in età pensionabili. Ci sono anche i giovani, ce ne sono. Allora, cosa abbiamo fatto? Come Aido Veneto abbiamo fatto un progetto che è stato accettato dalla Regione del Veneto e si chiama Giovani Ambasciatori del Dono. Stiamo formando, è un progetto che sta andando avanti nel 2025, terminerà il 31/12, però continuerà poi lo stesso, non per la Regione ma per noi di Aido,
proprio per creare nuovi volontari. La necessità qual è? Ci siamo resi conto che noi, se vado io a parlare ai giovani, per carità, mi possono anche ascoltare, però sono vista un po' come una nonna, la zia più vecchia, quindi magari sì, guarda, sta signora dice delle belle cose, però finita la lezione dove magari ci sono i professori, eccetera, basta, vado a casa e non ne ci penso più. No, abbiamo deciso di creare proprio dei giovani ambasciatori, cioè c'è un gruppo di persone qualificate che è già andato nelle scuole proprio per per trovare dei ragazzi, dei volontari che siano formati per parlare agli altri ragazzi. Sono tutti quanti ragazzi di terza superiore, quindi hanno due anni ancora per rimanere nelle scuole, che già da settembre entreranno in campo per parlare di donazioni ai loro coetanei e speriamo in questo modo, insomma, di allargare un po' che vengano dentro anche dei volontari giovani. Inoltre c'è anche un'altra cosa, stiamo creando una consulta giovani regionale e per fortuna abbiamo una nostra consigliera che è giovane e che quindi si sta dando da fare, ha cercato di trovare diversi ragazzi in tutto il territorio del Veneto e pian piano, insomma, si cerca di intrigarli, proprio di intrigarli, perché i giovani, io ho visto anche, non so, alla consegna della Costituzione, ci sono tantissimi bravi ragazzi, solo che magari sono un po' disinformati, non sono incanalati, non hanno abbastanza tempo, non sono, insomma, sono tante perfettamente piccole d'accordo. Brava Franca Gasparini e questa associazione che sta cercando di andare oltre e superare questa famosa asticella che blocca questi ragazzi, ma non perché non vogliono, non ci conoscono. È il villaggio delle associazioni che faremo dal 10 al 13 luglio nel parco meraviglioso del Sile, alla centrale di Silea, è proprio per capire questo, per intrigare, ma anche voi dovete venire, perché dobbiamo intrigare tutti, non solo i giovani, ma la popolazione, la comunità. La comunità deve partecipare. Andiamo a vedere Masterchef all'Isra. Cipolla e cioccolato? Buonissimo. A meno che non facciamo un bis di gnocchi. Patate, cipolla, sale, farina e cioccolato. La sfida, provare a inventare una ricetta con gli ingredienti segreti contenuti dentro il box e il severissimo giudizio di Anna, Regina e Mary a giudicare le scelte di Anna Zhang, vincitrice dell'ultima edizione di Masterchef e in visita alla residenza Zalivani di Treviso. Per me gli anziani sono proprio fonte di sapienza e hanno bisogno di essere ascoltati e protetti in un certo senso e siamo fortunati ad averli. Spero di riuscire a cimolare qualche ricordino qua e là loro perché sono veramente interessata alle loro storie e poi magari anche a dire qualcosa di mio, ma sono qui per ascoltare. D'altronde le radici sono sicuramente la fonte inesauribile da cui partiamo. Le abbiamo proposto di venire un pomeriggio assieme alle nostre residenti, che è lo scopo principale, dare alle nostre signore un momento in cui relazionarsi, approcciarsi con un personaggio famoso, ma soprattutto una persona sul tema della cucina, che è un tema molto sentito fra le nostre anziane. Lo scambio intergenerazionale è uno degli obiettivi che noi ci poniamo quotidianamente con le residenti, perché è sempre, come dire, un risultato positivo sia per i giovani che per le signore. Anna ha dimostrato invece che la vita si gioca anche sulla relazione personale e diretta. È una cosa bella e spero che venga preso come esempio. Allora, Presidente, intanto complimenti, direttore, il Presidente è quello che aveva visto. Io col direttore ho un ottimo rapporto perché riesce a capire le necessità di queste persone. Avete visto con quanta attenzione seguivano questa ragazza che spiegava, avete visto una addirittura girava, perché sono vive.
Ecco, sono ancora convinte che possono ancora essere utili, capire, magari imparare anche qualcosa di più anche da una ragazza giovane. Prego, dottor Pavan, com'è la situazione di queste che non tutti hanno l'Alzheimer o il Parkinson, sono delle persone guarda, fantastiche. Te ne racconto una, sempre lo Zalivani per dire, 10 giorni fa sono stati in 60 persone, di cui 30 persone anziane e 30 accompagnatori tra familiari, operatori, insomma, tutti assieme appassionatamente sono andati a visitare in carrozzina la Basilica di San Marco e sono andati a pranzo alla Giudecca. D'accordo? Una giornata campale, la sera stanchissimi per dire, però per dire cosa si può fare. A Santa Bona l'altro giorno sono partiti 3 corriere, sono andati a Jesolo a sentire il mare, a mettere i piedi nell'acqua del mare, cosa impensabile se fossero stati a casa loro, peraltro. Allora, quello che noi cerchiamo di dire è questo: rispetto alla popolazione anziana bisogna sviluppare politiche, diciamo, sociali, anche il tema della solitudine è importante. Nelle nostre strutture noi cerchiamo di organizzarle come nuove comunità, cioè dove le persone tentano di vivere una parte della loro vita in modo significativo, stabilendo nuove relazioni. Ma lasciami dire qualcosa, che il tema del personale è fondamentale. Voglio intanto ringraziare il personale, tutto il personale dell'Israel. Anche noi. Mi sento di dire tutti coloro che lavorano a favore di persone, è un lavoro duro, impegnativo, a turni, mai pagato. E sul mal pagato lasciami dire che io non riuscirò mai a capire perché un operatore sociosanitario di una cooperativa, di un IPAB o di una sanità deve avere 3 stipendi diversi. Perché? Perché uno deve prendere 1,100, che altro 1,3, che altro 1,5? Perché non vanno forse allo stesso supermercato a prendere la pasta? Non hanno la stessa famiglia da organizzare, non hanno i figli tutti da mandare a scuola. Perché questa differenza? Ma non solo questo, stanno ovviamente dalle cooperative vanno nelle IPAB e dalle IPAB vanno nella sanità, e le cooperative e le IPAB rimangono senza. Una nota, il medico prima ricordava, bravissimo, in Israele, tra Israele e Grecia abbiamo 100 infermieri, 100. Di questi 80 sono stranieri, ma non europei, extraeuropei. Quindi, grazie ai nostri comondiali, diciamo, che hanno deciso nella loro vita di emancipare la loro situazione, perché non vengono qui perché gli piace a loro l'Italia, vengono qui per portare soldi alle loro famiglie disgraziate che sono da altre parti, e 80 su 100, cioè i nostri veci veneti, sono assistiti dagli stranieri. Avete sentito? Quando la Mirella vi dice ascoltate bene i numeri, quali sono i veri numeri e chi assiste i nostri diversamente giovani? Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Finalmente abbiamo un ospite. Sì, ma non sta ascoltando la televisione. Rinaldo. Finalmente abbiamo un ospite che ne dice la verità. Un ospite che ne dice la verità. E in più vi dico che Venezia, fin dal 1500, abbiamo stranieri, abbiamo aperto con i turchi, con tutti, perché commerciamo con tutti e siamo stati i primi a fare un lasciapassare di sanità, quando che un turco, un greco, una roba veniva a Venezia doveva avere la carta della sanità all'epoca. Venezia era aperta a tutti, dagli ebrei, da tutto, devi insegnare il mondo a vivere, e Venezia non va niente da spartire con nessuno, perché siamo stati grandi e abbiamo fatto di tutto, abbiamo portato caffè, bacca, tutto, arte, perché l'arte che vedeva a Venezia non l'aveva nessuno nel 500. E ora, tanto nel caffè e tanto queste cooperative che sono qua, bisogna aiutarle, dargli la possibilità di fare quello che va da fare, perché sono importantissime, va bene? Gente preparata, volonterosa, e bisogna aiutarli, ma non con la bocca, con i fatti, dando i soldi, che possa creare quello che ha da fare.
perché questi qua non fanno miracoli. E giustamente pararli, dei ministri, il figlio della Russia tira 180.000 euro all'anno, pensa, è cosa che ora messo so fare, e sti ragazzi qua che lavora qua, quelle cooperative, ti fa solo che del bene. Aiutiamoli. Grazie caro Rinaldo, grazie, devo andare avanti perché ormai sono quasi in chiusura. Allora, dottor Pisani, qual è la cosa che la disturba di più? Ecco, se avesse adesso Giorgia Meloni di fronte a lei, cosa chiederebbe? Proprio la prima cosa che bisognerebbe fare per aiutare queste fragilità? Aumentare lo stanziamento della medicina sulla medicina del territorio, ma non solo per i medici in medicina generale, infermieri, fisioterapisti, perché le famiglie, se sono aiutate, se hanno la possibilità di tenere a casa i propri cari non più giovani, lo fanno. Quindi è inutile vantarsi di sanità di eccellenza quando invece lasciamo perdere le cose più importanti. Le faccio un esempio molto semplice. Io sono orgoglioso di appartenere a un paese che ha sanità di eccellenza, però un mio paziente che ha un calcolo alla colecisti e che deve essere operato non può aspettare un anno e mezzo per essere operato, e quindi ben venga la sanità di eccellenza, ma prima dobbiamo fare le fondamenta di una casa, non il tetto. Ma dottor Pisani, le fondamenta le avevamo fatte, noi una volta eravamo in tantissimi, eppure non c'era tutto questo caos che c'è adesso. C'era il medico di famiglia, andavi al pronto soccorso quando serviva, oppure il medico di famiglia arrivava a casa e ti diceva stai tranquillo. Se dovevi essere operato avevi dei tempi normali. Ma qua è saltato il banco, dottor Pisani, e non è saltato per colpa del cittadino che intasa, è saltato perché qualcuno ha voluto farlo saltare. Tanto qual è il problema? Sono io che comando, sono io che decido al momento e posso fare quello che voglio. E allora noi che paghiamo la sanità, perché non è che ce la regalano, la sanità la paghiamo con le tasse, ecco, dovremmo avere più coraggio, e invece non ce l'abbiamo, abbiamo paura di esporci, paura di dire quello che vediamo, capisce che c'è qualcuno che ha capito questo e se ne frega altamente, invece bisogna iniziare a parlare, a partecipare, e se le cose non vanno bisogna dirle, bisogna stare attenti al voto. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ciao e un saluto a tutti. Dunque, volevo chiedere a ognuno di voi, anche a te in particolare, voi avete paura delle vecchiaie? Avete paura al pensiero che domani avrete bisogno degli altri? Io vi faccio questa domanda perché poi, con la vostra risposta potreste anche aiutare me a vincerla con più gioia, con più rassegnazione. Grazie. Allora rispondiamo prima Franca. Allora, sì. Hai paura della vecchiaia? Un pochino sì, perché non voglio essere di peso ai miei figli. E quindi spero di poter continuare in salute, di continuare in salute con mio marito, in maniera che insomma quello che di darci una mano eccetera. Mi fa un po' paura onestamente, e purtroppo avendo anch'io insomma la mia età mi sono dovuta confrontare proprio con il sistema sanitario e ho notato che ci sono tante cose che non vanno bene, cioè nel momento che si ha veramente bisogno si è un po' lasciati da soli alla deriva, ecco. E
è una brutta situazione. Comunque sono ottimista, spero che alla fine dei miei giorni mi arrivi un bel colpo e basta. Ah, beh, un'allegria qua. Allora, dottor Pavan, lei come Nessuna risponde? paura della vecchiaia, ma proprio zero. Quando mi viene un barlume vado a fare un giro per i nostri reparti, zero paura della vecchiaia, non esiste, è la capacità di adattamento che le persone hanno all'evoluzione del mondo, questa è la nostra storia. Lasciami dire una cosa su Meloni, cioè più soldi e spesi meglio, più soldi ma spesi meglio. Noi siamo sotto la media, diciamo, della spesa sanitaria sul PIL rispetto all'Europa, quindi noi siamo sottofinanziati, ma non basta i soldi, bisogna spenderli bene con la meritocrazia e organizzarli bene. Cosa vuol dire questo? Che al posto di parlare politichese, la sanità dovrebbe parlare sanitario e non politichese, quindi più soldi spesi meglio. Una risposta al nostro veneziano che dice noi accogliamo tutti. Guardate che Marco Polo è stato il primo ad andare in Oriente, cioè in verità noi accogliamo, adesso noi vogliamo chiudere tutte le frontiere, ma per 500 anni siamo andati a casa degli altri. Marco Polo, Amerigo Vespucci, Cristoforo Colombo, di tutto, abbiamo fatto di tutto. I confini li abbiamo superati tutti noi. Adesso che si sono svegliati da qualche no, alza i confini. Cioè fino a ieri abbiamo invaso i mondi. E fatto gli scavi. E porta a casa l'oro e i diamanti. Adesso che qualcuno si sveglia da qualche altra parte, no. Bisogna mandare bombe alla democrazia. Dove che? Dottor Pisani, cosa dice lei? Ha paura della vecchiaia? Prima l'abbiamo detto, mi sembra di no. No, non ho paura, sono già vecchio. E quindi non ho Non è che paura. stia toccando ferro, dottor Pisani, che noi la vediamo che sta toccando ferro quando ha detto la parola vecchio. Guarda che si vede tutto con le telecamere. Dottor Pisani, lei è giovane, dottor Pisani, glielo dico io, perché l'ha detto anche prima con la carta d'identità. Ecco, sì, però spero di, non si sa mai, scienza, ricerca, solo che si investe sulla ricerca e allora siamo un po' presi male. Io sto tanto bene qua, non mi ricordo neanche, cioè non penso neanche a ste robe qua, io sto bene, sto benissimo, cioè io vorrei vivere 400-500 anni per sempre, perché sto bene, mi piace, sono intrigata, non so. Ma non penso a quello che pensa ho male qua, ho male là, non posso fare questo, non posso fare quello. E se ho male mi curerò e amen. Abbiamo Livio l'abbiamo detto, abbiamo Mirella da Riese. Vai Mirella. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Tu sai che vivo sola e io ho una piccola reversibilità e tiro avanti, ma mi viene il magon quando che viene e mi cugnai a trovarmi. Erano l'ora 2 pensioni al mese, no? Allora quando stanno poco bene, male, vanno a pagamento. E allora mi dicono, e te? Io devo aspettare mesi? Perché così a pagamento non posso? Poveretta, come fai a vivere così? Ti dicono soltanto per farti star male. Almeno dicessero qualcosa che va bene e dopo vivi con diversamente italiani. Sei sola qua? Io andrei a abitare in un'altra parte. E ho detto no, io abito qua ormai, è 40 anni passa che sono qua e io ho detto mi devo abituare, mi sono abituata e anzi i diversamente italiani mi fanno compagnia, ecco. Però adesso tra poco quando vanno mi piace, diversamente italiani, grande Mirella, no, veramente anche sei forte, guardate che veramente siete forti. Allora dottor Pavan, parliamo anche di rette, cosa costa la retta? Ecco, perché è importante capire com'è la situazione, per i soldi pochi, RSA poche, allora, operatori pochi, rette alte. Le rette sono sempre poche per chi li riceve e tanti per chi li paga. Sì. Questa è la premessa. Se parliamo di Isra ha le rette più basse del Veneto, quindi non parlo neanche, cioè non autosufficiente come impegnativa del
della regione, le rette variano dai 56 ai 60 euro al giorno. Al giorno. Non c'è in giro niente di tutto questo. La media va dai 65 ai 70 e quando sei senza impegnativa allora pesta forte, perché andiamo dagli 80 ai 120 euro al giorno. Cioè se non c'è l'impegnativa regionale che ti aiuta, va dagli 80 ai 120. 120 vuol dire 3.600, vuol dire che su un anno vuoi 45.000 euro, cioè certo, una cifra enorme, insomma, da questo punto di vista, e le file sono lunghissime e nel territorio bellunese, tanto per dire, stanno chiudendo strutture per mancanza non di anziani ma di operatori. Avete capito? Questa è la realtà drammatica che c'è in giro. Dottor Pavan, io al supermercato sabato sono stata fermata da 2 sorelle diversamente giovani, i quali, poverette, mi hanno chiesto come fare a entrare in un co-housing, specialmente il suo. Allora io ho detto loro di recarsi nell'apposito ufficio per spiegare, non è che dobbiamo avere ancora più informazione, perché abbiamo fatto la cosa più bella del mondo. L'Europa è venuta a vedere, molti europei a vedere questo co-housing fantastico, però se ne parla poco. Com'è la situazione? Ci sono posti, non ci sono? Ogni settimana siamo luogo di visita da parte di... La scorsa settimana, ad esempio, avevamo 18 persone da Trieste, fine settimana ne abbiamo 20 da Venezia, cioè voglio dire, ogni settimana siamo un punto di riferimento. Co-housing è una soluzione interessante che sta tra l'abitazione propria e ad esempio la residenza propriamente detta, l'RSA e così via. Ed è interessante perché si basa sulla voglia della gente di avere uno spazio proprio, stare insieme agli altri e vivere una vita anche solidale, stare insieme. Nel nostro caso il primo co-housing che abbiamo aperto aveva 11 alloggi per 15 posti, perché anche coppie di persone, 350 domande. Allora noi adesso abbiamo costruito e stiamo concludendo i lavori, allo stato attuale diciamo sono già una trentina di appartamenti disponibili in diversi co-housing e stiamo raddoppiando il numero, però per quanti raddoppiamo non è sufficiente, per cui facciamo un bando ogni 2 anni a cui si iscrivono centinaia di persone, ci sono delle graduatorie che seguono, ad esempio se una persona è sola ha un punteggio più alto. Okay. Se una persona ha una rete parentale, un punteggio un po' più basso. Bisogna essere autosufficienti? Bisogna essere autosufficienti, ma ad esempio a proposito dei soldi del PNRR noi siamo riusciti a sgraffignare 2.460.000 euro, lo dico con precisione, che come dire, sono tutti spesi, spendiamo di più, per fare 3 co-housing per la leggera non autosufficienza. Quindi anche da questo punto di vista si apre e non solo tra i 65 e gli 80 anni, ma può superare anche gli 80 anni. E i costi quali sono? Per entrare cosa bisogna fare? I costi all inclusive, come si dice nei villaggi turistici, cioè che comprendono tutto, fuorché l'abbigliamento e il mangiare, sono all'incirca di 800 euro al mese, 850, però comprende noi boete, pulizie, lenzuola, non so, eccetera, eccetera. Tu con 850 euro al mese sei a posto, mangi e ti vesti, che è a parte. Mangi e ti vesti a parte, sei a posto, che vuol dire anche partecipare alle attività che fa l'ISRA, che vuol dire l'infermiera, perché se ne parla tanto, ma noi abbiamo l'infermiera di comunità, che segue l'infermiera di comunità, incontra ogni settimana, una volta, 2 gli anziani, dice come stai, come non stai, ho preso le medicine, fai questo, ed è una medicina senza prendere medicine, l'infermiera di comunità, perché va lì, le dice, l'ascolto. Dopo abbiamo gli psicologi che intervengono, che fanno, che brigano, eccetera, e quindi è una squadra praticamente che si incontra quando è necessario, ma dopo noi tendiamo anche a dire organizzatevi tra di voi, noi stiamo un po' dietro le quinte, ma voi fate quello che volete. Scusa dottor Pavan, non è che possiamo andare nelle case comunità e aprire là questi co-housing? No, guarda, io dirò di più, ce l'ho un po' con lo Stato perché ha rubato la parola casa di comunità, perché io, anche nei convegni un po' per scherzo, un po' per ridere, ma un po' anche perché ci credo, io penso che le nostre siano le vere case di comunità, perché ci stanno le persone. Avete capito? Allora, come ci saluta dottor Pisani? Cosa dice di questo meraviglioso co-housing che abbiamo la fortuna un po' alla volta di capire, di conoscere
e magari un domani, chissà, che magari, visto che adesso ci sono tanti cambiamenti politici, chissà che qualcuno non riesca a capire l'importanza di quello che stiamo dicendo. Prego, dottor Pisani. Saluto lei e gli ospiti e mi auguro in un aumento del numero di persone che accettano e che la possibilità di essere donatori per i trapianti quando sarà l'ora, e un aumento degli investimenti sul territorio, investimenti che siano investimenti però che portino dei vantaggi reali e siano investimenti razionali sul personale, soprattutto non sulle macchine, sugli strumenti, sul personale, perché è questo che manca, il personale. Grazie al dottor Guglielmo Pisani, collegato con noi da Padova. Grazie. Franca Gasparini, come ci saluta? Niente, io vi saluto con la speranza che ci siano ulteriori sia la donazione e anche con la speranza che un po' alla volta, visto anche al villaggio che si sta costruendo, il villaggio delle associazioni che un po' alla volta si sta costruendo tutti assieme, noi come volontari insomma cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, che speriamo che la nostra società vada avanti in maniera migliore. Insomma, difatti ringrazio anche Mirella per questa splendida idea del villaggio delle associazioni, perché così abbiamo modo di conoscere un po' tutta la realtà trevigiana, ma anche provinciale e regionale, e è un qualcosa di veramente grande che si sta creando nel territorio. Insomma. Allora andiamo a vedere questo Aido, Treviso e Silea e poi salutiamo il dottor Giorgio Pavan. Allora grazie veramente anche a Franca Gasparini per questo video importante, anche quelli che abbiamo visto, per l'impegno che ci mettono per far capire l'importanza della donazione. Dottor Pavan, come ci saluta, con quale messaggio? Beh, intanto grazie anche all'Aido per tutto quello che fa, perché proprio lo fa, come dire, è proprio, lo si fa per gli altri. Ah, certo. No, non lo si fa per se stesso, lo si fa per gli altri. Al nostro medico in diretta da Padova gli auguro altri 50 anni di attività professionale con tutta la passione che ha. Ciò che è vecchio e ciò che è giovane non riguarda la passione, riguarda l'età, e il medico che abbiamo incontrato è sicuramente un medico giovanissimo per l'età, per la passione. Io dico che si può lamentare, ma bisogna impegnarci per il cambiamento. Lamentarsi sì, ma fino a un certo punto, dopo ci si impegna per il cambiamento, e quindi ogni occasione, ogni giorno è utile per un cambiamento, ognuno di noi può dare la propria parte. Quindi grazie per l'invito e arrivederci a tutti. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Saluto la dottoressa Alessia Grassilli, qui in presenza, Presidente Ordine Medici Veterinari, grazie di essere qui. Parleremo di animali in ferie, in vacanza, per chi andrà ma anche per chi non ci andrà, perché deve essere in vacanza sempre. Queste creature meravigliose che abbiamo devono star bene, essere seguite bene. Saluto anche Francesco Cazzetta, Maggiore dei Carabinieri, parleremo di sicurezza. Buongiorno Maggiore, grazie di essere qui, veramente grazie, per capire cos'è la sicurezza
sicurezza nel 2025, perché facciamo fatica a capirlo con tutto quello che stiamo vedendo in questi giorni, in questi mesi, con queste guerre terribili, con queste armi di ultima generazione. Allora, dottoressa Grassigli, queste vacanze che stanno arrivando, ecco, cerchiamo di alleggerire, poi andiamo dal Maggiore e là non si alleggerisce per niente, però vogliamo capire come fare a capire che non sono dei puffi, non sono dei giocattoli, ma sono degli esseri viventi che vanno rispettati e fatti vivere bene. Prego. Sì, perché per noi le vacanze sono un momento di rilassamento, di relax, di stacco dalla routine quotidiana e molto spesso vogliamo portarci dietro i nostri animali da compagnia. E per farlo però bisogna farlo sia in sicurezza, perché c'è la sicurezza anche dei nostri animali quando vengono portati in macchina, ma anche in salute. Quindi bisogna valutare dove si va, perché ci sono magari delle malattie che qua da noi ci sono meno. Penso semplicemente anche alle vacanze in Italia, quindi nel centro Italia o in meridione sono più presenti malattie che qua da noi non abbiamo. Per cui va fatta una prevenzione sull'animale e là bisogna parlarne con il veterinario. La malattia in particolare si chiama leishmania, si può fare una vaccinazione che non copre completamente dalla malattia, oppure la prevenzione, qua bisogna parlare col proprio medico veterinario in questo senso. Poi controlli delle pulci, delle zecche, ma visto che parleremo anche di controlli in auto, è importante anche sapere che i cani e i gatti non devono essere liberi di girare nelle nostre auto mentre noi andiamo, perché è davvero pericoloso. Quindi un'adeguata contenzione, che può essere il trasportino o il kennel, quindi il kennel è la gabbia grande per il cane. Oppure ci sono anche quelle reti divisorie, molte di voi le avranno viste, che si possono mettere tra i sedili davanti e i sedili dietro o nel portabagagli, in maniera tale che ci fosse un incidente l'animale non venga proiettato addosso a noi e diventa un ulteriore rischio oltre a quello dell'incidente. Quindi il benessere degli animali in vacanza passa anche attraverso il loro adeguato trasporto nelle nostre auto. Allora, Maggiore Caccetta, cosa ci dice? Questa sicurezza nel 2025, quella sicurezza urbana, c'è questa sicurezza oppure c'è molto il fai da te, come dice la dottoressa, ma chi se ne frega, faccio salire in auto, provoco un incidente, ecco, e poi cosa faccio? Ecco, c'è molta impreparazione anche, sembra sempre che deve succedere a qualcun altro e mai a te. Cosa vede lei, Maggiore? Cos'è questa sicurezza urbana? Ma allora intanto c'è da dire che la sicurezza nel 2025 è diventata una parola piena di significati diversi. Non è più solo la difesa da un furto o da un'aggressione. Oggi sicurezza vuol dire sentirsi protetti quando si cammina per strada, vuol dire non cadere vittima di una truffa online, vuol dire sapere che i propri figli possono navigare in rete senza incontrare predatori, vuol dire sapere che se sei fragile qualcuno se ne accorge prima che tu cada nel buio. Nel 2025 la sicurezza è un intreccio, è urbana, è digitale, è sociale, è psicologica, anche perché le minacce non arrivano soltanto da fuori, spesso arrivano da dentro, solitudine, depressione, ansia, sfiducia. Le forze dell'ordine da sole non riescono più a andare avanti, non bastano, servono reti, serve comunità, serve ascolto, prevenzione, fiducia reciproca. Il fai da te assolutamente negativo, assolutamente sbagliato, è un fattore di disturbo per le forze dell'ordine, anche se adesso sembra la soluzione migliore, perché purtroppo sta prendendo molto piede. In realtà non serve assolutamente a nulla se non creare ulteriori problemi oltre a quelli che già ci stanno. Maggiore Caccetta, quello che però non riusciamo a capire è questo non rispetto quando tu esci di casa. Ognuno si fa le proprie regole, ognuno pensa di agire in maniera tanto chi se ne frega, chi mi ferma, ma andrà sempre bene. Perché c'è questa mancanza di rispetto quando si esce di casa, nella macchina, ma nell'attraversamento delle strade, perché metto dentro tutto, automobilisti, ciclisti, pedoni, ma soprattutto il rispetto anche delle forze dell'ordine. Come vedi la situazione, Maggior Caccetta? La vedo come la vedono tutti in questo momento, Mirella. Lei ha descritto la società italiana del momento. E quindi come la vedo? La vedo male, nel senso che purtroppo l'individualismo ha preso piede, come ci si aspettava già da diversi anni, perché l'andazzo era questo qui.
E l'individualismo non porta certo alla solidarietà e al rispetto delle leggi, perché se ognuno pensa di poter fare quello che vuole, andiamo a finire nell'anarchia, e l'anarchia sappiamo benissimo che non è comunità, non può essere comunità, perché la comunità, ricordiamoci quello che diceva Aristotele, che quando una persona entra in una città, se pensa di non aver bisogno degli altri, o è Dio o è bestia. Quindi prendiamo insegnamento da queste parole per capire che in questo momento stiamo andando in una direzione sbagliata, ma ci stiamo andando da molti anni e nessun politico, nessuna forza politica, nessuno schieramento ha mai preso in considerazione questa situazione. E siamo arrivati a quello che è oggi. Quindi ecco perché poi nascono le ronde e nascono le iniziative individuali o di qualche gruppo che pensa di poter aggiustare le cose. La sfiducia nelle forze dell'ordine e l'aggressione alle forze dell'ordine viaggiano sulla stessa linea. Anche questo è dovuto a una bruttissima gestione della sicurezza da parte delle forze di governo che sono succedute. Non ci dimentichiamo che per più di 20 anni non abbiamo fatto arruolamenti e adesso sappiamo che il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri nell'ultima audizione alla Camera dei Deputati ha denunciato un'assenza di 12.500 uomini all'interno dell'Arma, e quindi questo significa un depauperamento di tutte le stazioni carabinieri, che sono la forza capillare dell'Arma dei Carabinieri nei territori, e di conseguenza minore proiezione esterna, minori servizi, minore sicurezza. Quindi poi c'è da dire che i numeri magari sono anche migliorati, perché se andiamo a guardare i numeri degli anni '80 avevamo numeri molto più alti rispetto ai reati, ma il problema è che la percezione della sicurezza che è assolutamente cambiata, quindi adesso c'è una percezione di insicurezza totale. Allora, Maggiore, una cosa che abbiamo visto anche qui nel nostro territorio, lei a Perugia, noi siamo a Treviso, che anche il prefetto di Treviso, Sua Eccellenza il dottor Sidoti, ha fatto fatica prima di decidere di mettere le zone rosse. E poi abbiamo sentito anche in questi giorni molti cittadini che hanno detto sì, hanno messo la zona rossa là, ma si sono spostati da un'altra parte e questo non va bene. Cosa dice lei, Maggiore? Servono le zone rosse o servirebbe invece, come dice lei, più potenziamento delle forze dell'ordine, più numeri, proprio per far capire l'importanza delle persone di essere sicure quando escono di casa? A parte che non si è sicuri neppure a casa ormai in certe situazioni. Prego, Maggiore. Sì, allora il problema delle zone rosse è mettere una toppa su una ruota già con diversi buchi. Quindi le zone rosse sono un estremo tentativo di andare a sistemare alcune situazioni che invece non sono state prese in considerazione prima. No, ci vuole educazione, ci vuole rieducare la società, rieducare le persone. Non è inutile andare a mettere le zone rosse, perché come ha detto lei, in criminologia l'effetto, quello di spostare i problemi da un'altra parte, si chiama effetto displacement. È un effetto conosciuto che tu rattoppi la situazione in una certa zona, però poi quella logicamente si sposta da un'altra parte, perché il problema non lo risolvi, metti soltanto una piccola protezione che però non serve a risolvere il problema. Il problema va affrontato sotto diversi punti di vista, ci vuole una multidisciplinarietà, ci vuole la sociologia, ci vuole la psicologia, ci vuole l'educazione civica all'interno delle scuole, cioè bisogna rieducare i cittadini italiani che ormai hanno perso quel poco che eravamo riusciti a dare negli anni 50, anni 60. Adesso siamo tornati indietro a prima del ventennio. Siamo in una situazione disperata, quindi io sono molto fiducioso, sono ottimista, perché comunque gli italiani, la maggior parte degli italiani, se educati, nel senso che educati già dalle scuole, ce l'hanno questa indole di solidarietà, lo vediamo in tante manifestazioni come abbiamo visto anche prima, no? Nella trasmissione che avete trattato prima, quindi ci sono delle persone che vogliono fare qualcosa per la società. Il problema è che non vengono incanalate, anche questi che fanno le ronde, se venissero presi e incanalati ad esempio nel controllo di vicinato, già potrebbe essere un'altra soluzione, cioè dare la possibilità ai cittadini di partecipare alla cosiddetta sicurezza partecipata, dandogli un ruolo e dandogli importanza e anche ringraziandoli per quello che fanno. Invece così adesso siamo allo sbando, siamo tutti cani sciolti e questo è un grosso problema. La società va rieducata. Però, Maggiore,
Quello che io, Maggiore Caccetta, quello che io penso è che il cittadino paga già le tasse e dovrebbe assolutamente, ecco, avere anche la sicurezza, perché anche questa è compresa nelle tasse. Cioè io trovo veramente sconcertante che il cittadino si debba autodifendere. Ecco, io non lo trovo corretto, non lo trovo neppure giusto, e con questo mondo così anche molto problematico c'è da avere anche paura, non sei all'altezza della situazione. Questi coltelli che girano facilmente, purtroppo, soprattutto in mano delle persone, dei ragazzini, dei ragazzi, non si rendono conto neppure della pericolosità, non la sanno neppure usare. Ecco, mi fa paura più quello che il delinquente nel vero senso della parola, che almeno sa di cosa si tratta. Questi ragazzini che non si rendono conto che hanno un'arma pericolosissima. Cosa dice Maggiore? Allora, intanto bisognerebbe fare una piccola accezione a quello che lei ha detto, perché è un po' un luogo comune. È caduto? Allora andiamo dalla dottoressa, eccolo qua. Sente? Sì, allora, sento no. Maggiore, chiedo prego. Scusa che ho avuto una telefonata sotto. Allora, dicevo che bisognerebbe sfatare un po' questo mito, nel senso che la sicurezza, lo dicono molti autori, una tra le tante è Jane Jacobs, la sicurezza non è soltanto di pertinenza delle forze dell'ordine, la sicurezza è di pertinenza di tutti i cittadini, quindi è vero quello che dice lei. Bisognerebbe anche rivedere alcuni articoli del codice penale, perché lei non so se lo sa e non lo sanno gli ascoltatori, ma una pattuglia dei carabinieri, se incontra un gruppo di ragazzi minorenni e li vuole controllare se hanno addosso delle armi, non lo può neanche fare. Quindi bisognerebbe modificare anche quelle che sono le potenzialità del controllo della prevenzione da parte delle forze dell'ordine. Però noi dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo adesso, altrimenti facciamo chiacchiere da bar. E quindi io sono sempre per trovare soluzioni ai problemi e non parlare dei problemi, perché è vero che la sicurezza, uno paga le tasse e la dovrebbe avere, però ripeto, bisogna capire che la sicurezza da sempre non è di esclusiva pertinenza delle forze dell'ordine, perché sennò significherebbe pretendere di avere un carabiniere o un poliziotto sotto casa ognuno, e questo non è possibile. Ognuno di noi ha un dovere verso gli altri, che è la solidarietà, che è il mutuo soccorso, e quindi deve partecipare alla sicurezza. Come possiamo pretendere che una pattuglia di carabinieri che sta in una frazione facendo la pattuglia possa avere contezza di quello che sta succedendo nel centro abitato da un'altra parte, se non c'è qualche cittadino che osserva e chiama il 112? Cioè bisognerebbe invece instillare nei cittadini l'idea che la sicurezza è di pertinenza di tutti. Lo so che è un discorso che dà fastidio, perché me ne rendo conto, se io parlassi solo da cittadino direi no, io pago le tasse e voi mi date la sicurezza. Però per chi studia come me la sicurezza e sa benissimo quante cose contempla all'interno questa parola, la soluzione è questa, cioè bisogna capire che la sicurezza è di pertinenza di tutti e fare tutti qualcosa affinché si possano sfruttare le poche risorse che abbiamo per avere più sicurezza. Poi vero è che bisogna implementare le forze dell'ordine, lo stanno facendo perché fanno molti arruolamenti adesso rispetto a prima, ma abbiamo bisogno di qualche anno per andare a regime. Quindi non bisogna dare la colpa alle forze dell'ordine, semmai ai governi che si sono succeduti, che hanno avuto una visione un po' così miope, molto miope, sì, molto miope. Adesso stiamo pagando le conseguenze, però come vedete nel frattempo è cambiata la società, le aggressioni che avvengono ai danni delle forze dell'ordine sono un allarme, un campanello d'allarme molto importante, fa capire che anche se adesso avessimo avuto lo stesso numero delle forze dell'ordine di 30 anni fa, 40 anni fa, che eravamo, l'Arma dei Carabinieri era intorno ai 130.000, allora sarebbe stata la stessa cosa in questo momento, perché andare a fermare una persona e evitare uno scontro fisico diventa sempre più difficile oggi. Quindi, ripeto, il problema è il cancro della società, è della società stessa, quindi è un discorso molto più vasto. Non riguarda soltanto il mero controllo del territorio che ancora viene fatto con grande sacrificio dalle forze dell'ordine. Guardate l'esempio di quel collega che è morto pochi giorni fa, a un giorno dalla pensione, e quello vi fa capire che l'abnegazione di un uomo dello Stato a 59 anni, quasi 60 tra pochi giorni,
che comunque ha messo a repentaglio la sua vita, significa che le forze dell'ordine fanno il massimo per quello che possono fare, quindi bisogna avere rispetto anche di queste persone. Non c'è dubbio maggiore di questo, non c'è dubbio, il problema è che il territorio non è informato, ecco, non c'è trasparenza neanche sull'informazione che dovremmo avere. Noi ci ritroviamo con le spalle al muro, Maggiore, non sappiamo, non conosciamo, lei sta dicendo delle cose che penso a casa non sapevano, ecco, questi minori che non può essere controllato, ecco, dalle forze dell'ordine, una cosa che non si sapeva, lei l'ha detto, ma chi ce lo dice? Non dice mai niente nessuno. Io invito invece e faccio parlare gli ospiti competenti. Dottoressa Grassigli, ecco, questa sicurezza adesso ad esempio anche nelle spiagge, queste spiagge dedicate specialmente all'amico più grande dell'uomo che è il cane, lei lo trova giusto, vanno bene, è perfetto tenere questi animali, io li vedo però tutto il giorno sulla sabbia, ecco, saranno anche tutto e quanti con tutti i comfort, però là sta l'animale, ecco, e se il padrone decide di star fuori dal mattino fino alla sera alle 18 il cane rimane là, per carità, ogni tanto lo bagna, ma è proprio quello che vuole questa creatura meravigliosa, quello che vuole il famoso padrone. Perché a volte noi facciamo fare all'animale quello che vogliamo noi senza rendersi conto di ciò che vorrebbe. È comunque un senso di comunità che non si ha, mettersi nei panni degli altri vale anche per i vicini di casa, vale anche con i nostri animali, per cui stare sotto l'ombrellone dalle 10, dalle 8 di mattina alle 7 di sera può non far bene a noi, anche per un eccesso di sole e via di seguito, e può non far bene agli animali, quindi valutate che animali avete, di che razza è, se soffre o meno il caldo, perché se è un Labrador o un Husky, che già dal nome ci dice che arrivano da territori dove il caldo non sanno neanche dove sia, portarselo tutto il giorno in spiaggia, anche se è una spiaggia attrezzata, anche se lo bagniamo, anche se gli diamo da bere, non è il massimo. E poi bisogna fare attenzione ai colpi di calore, che sono molto frequenti negli animali che stanno tutto il giorno in spiaggia, per cui magari giocano, stanno in acqua, bevono l'acqua del mare. Ecco, questo è un altro dato importante, perché poi è velenoso per l'animale, quindi c'è un rischio di salute anche mortale quando bevono, perché magari hanno sete e il proprietario vede che tanto beve l'acqua del mare e invece quello provoca un danno molto importante. Quindi attenzione quando andiamo in queste spiagge attrezzate per gli animali, che vanno benissimo, ma anche là bisognerebbe imparare ad usarle, perché non è obbligatorio che l'animale ci stia tutto il giorno. Se l'animale sta bene da solo ed è tranquillo da solo, possiamo anche decidere che la mattina o il pomeriggio, all'ora di pranzo, qualche ora le può fare a casa da solo, o sulla sua cuccia o sul divano se è abituato così, ma di non essere obbligato a stare tutto il giorno all'esterno insieme ad altri simili, perché magari sono animali non abituati al contatto con gli altri. In quelle spiagge invece ci sono tanti cani, bambini che vanno a cercare di giocare, e magari c'è il cane che non ha voglia di interagire con gli altri, quindi valutare sempre il proprio animale con un'ottica di capire bene cosa stiamo andando a fare, chi siamo noi, chi è il nostro cane, e valutare chi abbiamo intorno negli spazi, anche proprio per avere gli spazi corretti di movimento. Ecco, quello che succede è che vediamo molto spesso, specialmente nelle spiagge libere, questi cani anche di una certa taglia, liberi, tranquilli, ma non ti fa niente non aver paura, è proprio così? Oppure ci dovrebbe essere veramente anche da parte del proprietario un maggior controllo? Tu sei sicuro, ma devo essere sicura anch'io. Mi vedo arrivare questo colosso all'improvviso che corre, mi salta quasi addosso, capisce bene che si prende anche paura. Ecco, eppure c'è questo, il non rispetto che si parlava prima. Sì, è la stessa cosa, perché io posso non aver paura del mio cane, ma la persona che viene avanti, e se è una spiaggia libera magari si sta solo facendo una passeggiata, ha diritto ad aver paura del cane. Oppure a sua volta è con un cane pauroso o con un cane aggressivo, per cui il mio cane è molto buono e lo lascio libero, l'altra persona è con un cane aggressivo o che abbaia e magari pure il guinzaglio e istiga l'altro, quindi bisogna sempre avere attenzione e rispetto degli altri e valutare i propri limiti. Lasciare il cane libero in spiaggia tutto il giorno, se non c'è nessuno nell'arco di 50-100 metri va anche bene, ma se vediamo che si avvicina qualcun altro da solo o con un altro animale, legato o libero che sia, è bene avere in sicurezza il proprio animale. Per una sicurezza nostra, del nostro animale, ma anche delle persone.
Cosa ne pensa della pet therapy che sta entrando, appunto abbiamo sentito, nelle RSA, nelle scuole? Ecco, bisogna anche capire chi la fa e se si è veramente preparati a fare questo. Sì, la pet therapy è detta così in un linguaggio comune, in realtà si chiamano interventi assistiti sugli animali, ci sono nelle RSA, si possono fare nelle scuole. E c'è molta semplificazione, lo abbiamo visto anche nei nostri territori, per cui la scuola che si mette d'accordo con la persona che fa parte di un gruppo cinofilo o di un'associazione di volontariato e fanno questi incontri. Non si fanno così. Il cane deve essere controllato da un medico veterinario dipendente ASL, per cui deve essere un controllo sanitario delle patologie che può portare l'animale, quindi un controllo delle pulci, delle zecche, le vaccinazioni, tutte queste cose, le sverminazioni e via di seguito, ma anche non tutti gli animali sono adatti. Quindi gli animali che fanno questi interventi assistiti sugli animali sono animali che hanno fatto un percorso, che sono stati giudicati idonei a farlo e che vanno con chi li gestisce. Non si può prendere il cucciolino o il cane adulto e lasciarlo là. Questi interventi assistiti con gli animali sono un lavoro di gruppo, c'è lo psichiatra, lo psicologo, il medico veterinario, quindi queste figure professionali e altre collaborano per fare un piano che sia congruo, perché se sto entrando in una RSA farà un tipo di progetto, in una scuola elementare un altro, e vedere la persona a cui questo progetto deve portare beneficio, perché quello che vediamo è che comunque questi progetti portano benefici, ma vanno fatti con professionalità e da persone competenti. Allora, grazie dottoressa Grassigli veramente per quello che ha detto. Maggiore Caccetta, allora parliamo molto di questi ragazzi sopra le righe, adesso anche a Treviso stanno mettendo un progetto con l'ULSS, con degli educatori per andare a parlare con questi ragazzi per cercare di capire cosa sta succedendo, però mi sembra che li abbiamo esaltati troppo, nel senso che a mio avviso sono più quelli bravi che si comportano bene di quelli meno bravi, però sono riusciti a catturare l'attenzione e tengono in pugno le forze dell'ordine, i sindaci, la comunità, le persone che hanno paura di uscire alle 16 o alle 17 del pomeriggio perché chissà chi incontro. Lei come vede la situazione? Come va a Perugia? Penso come tutte le altre città. Ma chi sono questi ragazzini che si permettono questo? Perché tanto sono minore, non mi fanno niente, non possono neppure fermarmi e controllarmi, l'ha detto lei. Capite cosa sentiamo? Prego, Maggiore. Allora, intanto vorrei fare una precisazione rispetto a quello che ho detto prima. Non è che non si possono controllare. Il controllo ci può stare, ma solo in determinate situazioni, perché la legge prevede delle tutele molto alte per quanto riguarda i minori. Quindi non è che non si possono tout court controllare. Si possono controllare, ma in alcune situazioni particolari che di solito non si presentano. E quindi, ecco, per esempio, se io arrivo in un posto dove ci stanno queste baby gang, come le vogliamo chiamare, di ragazzi riuniti, io non posso all'improvviso dire adesso vi perquisisco a tutti per vedere se avete i coltelli in tasca, no? Questo non lo può fare, le forze dell'ordine non lo possono fare, ma se ci sono situazioni particolari questo può avvenire. Purtroppo stiamo andando a parlare del fenomeno delle cosiddette baby gang, lì ci sarebbe da parlare molto perché anche lì il problema è multidisciplinare, bisogna capire questi ragazzi da dove vengono fuori, vedere le loro famiglie, che cosa è successo all'interno delle famiglie, se sono famiglie disfunzionali. Spesso e volentieri da molti anni i genitori lavorano entrambi e questi ragazzini stanno fuori dalla mattina alla sera, per emulazione imitano quelli più grandi o quelli che sono un po' più i bulli cosiddetti, come li chiamavamo noi una volta, e di conseguenza il gruppo, ci sono molti studi sulle folle che dicono insomma che alla fine quando si è tutti insieme la responsabilità non è più di nessuno, e quindi ognuno fa quello che deve fare, tanto è coperto dal gruppo, dalla gang. Ecco, quindi non è così semplice parlare di questo argomento, bisognerebbe parlarne a livello multidisciplinare, quindi affrontare tutto l'argomento che gira intorno, non è soltanto dire che li troviamo lì e non possiamo uscire da casa. Questo in tutta Italia è così in questo momento. Il problema delle baby gang, che poi tanto baby alla fine non lo sono nemmeno, però insomma diciamo che stanno iniziando a scendere di età, esiste in tutta Italia, è un fenomeno parallelo a quello della criminalità e non è così facile risolverlo in questo momento perché, ripeto, c'è tutto un pregresso
che andrebbe analizzato per vedere perché siamo arrivati a questo punto. Ci sono varie motivazioni, qualcuno l'ho già accennato: famiglie disfunzionali, ragazzini lasciati allo sbando la mattina e la sera, le tecnologie e internet, la diffusione di contenuti violenti, la diffusione della pornografia gratuita. Insomma, c'è tutta una serie di circostanze che vanno a influire sulla psiche dei ragazzi, perché non ci dimentichiamo, forse l'ho già detto una volta precedente che abbiamo fatto un altro intervento, che i ragazzi maturano la parte cognitiva che riguarda il discernimento tra il bene e il male, quello che si deve fare e quello che non si deve fare, verso i 21 anni. Quindi prima c'è una sorta di, tra virgolette, immunità, anche se non la voglio chiamare così, ma in realtà è questa immunità cognitiva, nel senso che non sanno esattamente quello che stanno facendo, perché c'è un processo maturativo del cervello, dei lobi frontali, che ancora non è completamente sviluppato. Quindi anche studiando un po' anche quelli che ci hanno preceduto, Cesare Lombroso, non esiste l'uomo delinquente tout court, esiste una persona che sottoposta a determinate sollecitazioni della società e della comunità agisce in un certo modo. Quindi concordo con lei il fatto che adesso abbiamo paura a uscire la sera, e ho paura anch'io, non è che sono immune da questa cosa qui, però il problema va risolto a 360 gradi da tutte le figure istituzionali, compresa la scuola. Sì. Il problema è che la scuola adesso chiude e noi ce li ritroviamo per strada con genitori che non riescono a essere autorevoli, non autoritari ma autorevoli, almeno quello sì. Giusy, velocissima perché sono in chiusura, vai. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Do ragione al 1000 per 1000 al maggiore di quello che ha detto adesso, perché questi ragazzini, ma a me sembra impossibile che quando trovi questi ragazzi non si possa far svuotare le tasche da un carabiniere, da qualcuno, perché noi maggiore dobbiamo rimanere in casa chiusi, e dopo quelli più anziani, che io li chiamo ladri, hanno dai 5 a 6 fogli di via in tasca e sono ancora qua. Dopo danno la distanza che non devono oltrepassare i 200 metri, 300 metri. Giusy, grazie, devo chiudere perché non ce la faccio. Comunque sei stata molto chiara, ti ringrazio. Dottoressa Grassilli, come ci saluta, con quale messaggio? Allora vi saluto augurando a tutti buone ferie, a chi va e chi sta a casa col proprio animale, portatelo sempre dal vostro medico veterinario, informatevi di dove andate, se ci sono leggi particolari, soprattutto se andate all'estero, se ci sono vaccini obbligatori, informatevi per i mezzi di trasporto, che siano navi o aerei, se ci sono degli obblighi, e informatevi su che animale avete da compagnia. Pochi secondi per il saluto, il maggiore Caccetta, con quale saluto ci lascia? Vi lascio con come abbiamo aperto, che nel 2025 la sicurezza non si misura solo con i dati denunciati, si misura col senso di fiducia che le persone hanno nel luogo in cui vivono, quindi si misura col numero di reti che funzionano, con la capacità di prevenire il disagio anziché prima ancora del reato. Grazie anche al maggiore, veramente grazie Maggior Caccetta, Francesco Caccetta, di essere stato con noi, collegato con noi da Perugia. Grazie ancora alla dottoressa Alessia Grassilli, Presidente Ordine Medici Veterinari. Grazie, siete stati bravissimi anche voi anche questa mattina, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Signori, buongiorno. Oggi vi presentiamo una cosuccia simpatica. Vi presentiamo dei tartufi al rum con dei fiocchi di panna. Sono praticamente i truffles che trovate normalmente in pasticceria. Per questo piatto useremo del cioccolato fondente, della farina di cocco grattugiata, un po' di rum, dello zucchero a velo, dei biscotti frullati oppure sbriciolati con le mani, un fiocco di burro e della panna, del cacao e dello zucchero a velo. Partiamo mettendo a sciogliere il cioccolato fondente in una bacinella a bagnomaria. Il bagnomaria è semplicemente composto da un'altra pentola con dell'acqua quasi in ebollizione, in modo che l'alimento che noi
porteremo a sciogliere non stia a diretto contatto con il fuoco, altrimenti nel caso del cioccolato semplicemente saprebbe da bruciato. Ora che abbiamo sciolto il cioccolato fondente lo togliamo dal bagnomaria e in sequenza aggiungiamo il rum, rimestando un attimino, la farina di cocco, i biscottini sbriciolati in precedenza e quasi tutto lo zucchero a velo, circa 50 grammi per 4-6 persone. Andiamo a rimestare il tutto fino a ottenere un composto abbastanza denso che poi metteremo su un vassoietto a raffreddare, ma non del tutto, e poi vi spiegherò il perché. Se durante questa lavorazione notiamo che la morbidezza non è giusta, cioè il composto risulta essere abbastanza duro, possiamo tranquillamente aggiungere un altro goccio di rum che abbiamo ottenuto in parte. Continuiamo a rimestare un pochino e poi usiamo le mani. Ecco, come potete notare l'impasto risulta abbastanza morbido da poter essere lavorato. Ne prendiamo un po', creiamo delle palline che noi poi nel frattempo metteremo 5 minuti in frigorifero in modo che si solidifichino e diventino belle dure. Poi quando le togliete dal frigorifero le prendete e le passate metà nello zucchero a velo e metà nel cacao e otterrete i truffle come tra 2 minuti vedrete. Passiamo a alcune delle palle che abbiamo creato nello zucchero a velo e altre nel cacao. Poi le disponiamo sul piatto che andremo a portare in sala. Eccoci qua, le passiamo nello zucchero a velo, otterremo delle palline bianche e nere. Ecco qua, un bel fiocchetto di panna montata. Ed ecco a voi i truffles al cacao.